parte anche questa mattina, martedì 28 gennaio 2025, anche gennaio se ne sta andando, per fortuna di Giamirella, per carità, però andiamo avanti perché parleremo di tante cose, ma soprattutto parleremo di povertà, questi 6 milioni di poveri che sembra che alla politica non interessano, sempre meno cibo che arriva, non si riesce a capire perché. Ne parleremo questa mattina con Adele Biondani, Presidente Banco Alimentare del Veneto, eccola qua, collegata con noi da Verona. Buongiorno Presidente, grazie. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno, e abbiamo anche Antonella Tocchetto, chi non conosce Antonella Tocchetto. Grazie Mirella dell'invito. In prima linea, avvocato, grazie anche Antonella Tocchetto di essere qui. Allora partiamo proprio con la Presidente Adele Biondani. Allora Presidente, cosa ci racconta, come si aprirà soprattutto adesso questo 2025 con 6 milioni di poveri che bussano alle porte, dove bussano soprattutto ai banchi solidali, alle parrocchie, ai servizi sociali. Prego, la colletta alimentare fondamentale, prego Presidente. Ma allora, stiamo lavorando per fare in modo che si apra meglio del 2024. Il 2024 è stato un anno per noi molto difficile nella raccolta del cibo perché abbiamo avuto delle grandi difficoltà sia con i prodotti Agea che con gli altri prodotti. Per fortuna le aziende in qualche modo stanno rispondendo e ci stanno aiutando per superare almeno il minimo indispensabile per andare contro quello che è stato il ritardo dei prodotti Agea. Anche i prodotti Agea stanno arrivando. Purtroppo la crescita delle materie prime ci riduce la quantità dei prodotti che andremo a ritirare perché comunque voglio dire, il fondo è stato stanziato e dipende poi da quanto riescono a produrre le aziende. Diciamo che la prospettiva, l'orizzonte è migliore di quello che vedevamo nel 2024, ma potremmo fare di meglio, ecco, visto e considerato che comunque la povertà aumenta ed è sempre più vicino a noi. Anche perché volevo anche capire come funziona, perché noi abbiamo i banchi indiretti che hanno molto più cibo di quelli nazionali, forse perché le aziende magari sono più vicine a questi banchi indiretti o forse perché magari c'è più un movimento all'interno di queste associazioni che sono molto valide, devo dire la verità, per reperire più materiale. Cosa dice Presidente? Ma allora, che le associazioni locali siano più valide è assolutamente indiscutibile, nel senso che senza il loro incommiabile lavoro noi non saremmo assolutamente nulla, quindi nel modo più assoluto l'efficienza e l'efficacia delle associazioni locali è inappuntabile. È vero anche che quando si parla di associazioni locali c'è la possibilità di ritirare prodotti in minore quantità rispetto a quella che magari possiamo ritirare come Veneto, nel caso del Banco Alimentare del Veneto, per cui è più facile che se c'è un'eccedenza e per fortuna, tra virgolette, l'imprenditore cerca di rendere sempre meno quella eccedenza presente nella sua produzione, ma se c'è una piccola parte ha più senso che la ritiri l'associazione locale piuttosto che una realtà organizzativa che implicherebbe costi di trasporto, impegno di risorse e quant'altro. Quindi io la vedo una cosa complementare. In realtà Banco Alimentare è nato per supportare le associazioni locali nella loro attività, ma non ha la pretesa di essere l'esclusivo fornitore di queste realtà. Quello che noi stiamo facendo è cercare il più possibile di supportare, cercare di trovare diciamo, inventarci delle soluzioni che per le nostre dimensioni possiamo mettere in campo, quando invece quelle più piccole possono muoversi sul locale. Però c'è sempre una parte di burocrazia da espletare, nel senso che ti devi accreditare, perciò carte su carte. Non le sembra che ormai questo mondo del volontariato in prima linea deve girare col commercialista, deve spendere per fare volontariato? Ma stiamo scherzando? Io dico che è una vergogna italiana, ma come? Io volontario devo spendere soldi per fare il volontario, devo fare sicurezza. Non è che forse dobbiamo anche capire chi fa cosa e chi siamo? Perché mi sembra, Presidente, che tutti fanno tutto, alla fine la gente, c'è ancora gente che non riesce ad avere la borsa perché se non superano determinate
determinate tasselli burocratici non si possono avvicinare a questi banchi per l'ISEE, per la carta d'identità, per tutta una serie di cose, ma soprattutto io non riesco a capire dove si vuole andare a parare. Mi scusi se glielo dico, ma proprio non lo capisco. Carte su carte, numeri su numeri, 100 volte le stesse cose, cambiamo nome ma cambia il direttore, ma l'orchestra è sempre quella. Noi sembra che stiamo perdendo quel tessuto veramente vivace, quello che veramente faceva che il mondo del volontariato, anche del Veneto, eravamo ai primi posti, adesso siamo 18esimi, siamo 20esimi, ci sarà pure qualcosa che non è andato per verso giusto, eppure si continua a proseguire su una strada completamente sbagliata. Invece di capire chi fa cosa e cosa può fare, tutti fanno tutto e alla fine ci troviamo in queste condizioni. Poche derate che arrivano, i supermercati ormai se ne vendono a prezzi veramente bassissimi, l'importante è dar via la merce. E a voi avete detto anche lei, sì, non è che la prospettiva sia più rosea del 2024, ma non è che io ci creda molto per il 2025 perché vedo quello che arriva. Io col mio 5 per 1000 cerco di prendere quello che non arriva per dare una borsa dignitosa. Con 2 o 3 cartoni di latte non si va da nessuna parte, alle 10 del mattino è già finito perché fortunatamente queste persone bevono il latte e sono anche prodotti normali perché parliamo di farina, parliamo alla fine di pasta, parliamo di latte, non è che parliamo di salmone o di caviale, passata di pomodoro, questa è la base, sarebbe anche la dieta mediterranea, dico io. Ecco, secondo lei Presidente, chi è che non ascolta? Eppure voi parlate chiaro, avete i numeri, sono numeri importanti, 6 milioni di poveri, hai voglia di dire che vabbè tutto sommato ci arrangiamo? Prego Presidente. Ma allora, ma intanto vorrei lanciare una freccia a favore dei nostri magazzini che si stanno prodigando in questo periodo di distribuire i prodotti, perché in realtà, insomma, a quel che mi risulta, ieri sera ho fatto proprio il punto della situazione con le giacenze. Insomma, stiamo distribuendo una 30 referenze, quindi comunque qualcosa in più del latte stiamo dando. Certamente è aumentata la burocrazia, bisognerebbe un attimo fare il punto, però capire quanto questa burocrazia è indispensabile e quale parte invece bisognerebbe togliere. Certamente tanta può essere tolta perché ci stanno chiedendo veramente una quantità di carte inestimabile a noi e quindi di conseguenza a voi che siete gli utenti. Però se vogliamo anche guardare la questione per esempio della sicurezza sulla gestione degli alimenti, come viene gestita in modo tale che chi lo riceva in perfette condizioni, è una cosa a cui comunque che siamo anche cresciuti nel tempo. Per esempio la questione del mantenimento del ciclo del freddo del prodotto fresco era una cosa che negli anni passati non era così centrale nell'educazione anche della gestione degli alimenti nei banchi alimentari. Oggi invece c'è una particolare attenzione su questo, perché l'attenzione finale alla persona che dovrà ricevere quel pacco è che gli arrivi quello che veramente può consumare. Quindi certamente potremmo togliere tante carte e stiamo continuamente chiedendo di poterle togliere, perché le dico, noi abbiamo quasi 10 volontari che si occupano solo della parte amministrativa di tutta la gestione di tutta la documentazione, per non parlare di quelli che seguono le pratiche delle associazioni convenzionate con i prodotti AGEA, e lì entriamo in un mondo che in confronto al Ministero è una cosa semplice. Per cui secondo me c'è una via di mezzo tra quello che è lasciamo liberi tutti e quello che invece è guardiamo quello che serve per tutelare il bisognoso che deve ricevere il prodotto perfettamente in ordine e commestibile, da quello che invece è fossilizziamoci in un meccanismo burocratico che fa morire tutti.
Purtroppo mi sa che arriveremo a quello se continua così, perché invece di diminuire, sono anni che lei lo dice, anche che state cercando anche voi di far capire che bisogna sburocratizzare di più, ma quello che vediamo noi invece è che è aumentata la burocrazia, questa è la verità. Adesso col 2025 noi dobbiamo ripreparare tutti i cartellini, tutte le entrate, ed è un macello veramente, perché noi abbiamo veramente anche famiglie numerose, con nomi, cognomi, età, cioè è una cosa assurda, ma veramente assurda, perché non si vuol vedere la trave, si guarda la pulce nell'occhio, perché la trave deve rimanere là e non si deve togliere. Avvocato, cosa ne pensa lei anche come avvocato, come persona poi anche vicina alle fragilità, perché lei ne segue tantissime, perché fragilità non vuol dire solo non riuscire a fare la borsa della spesa, fragilità vuol dire anche non trovare casa, non trovare lavoro, essere separati e non ricevere i soldi dal coniuge che se ne fregano altamente, tu hai figli, poi dicono perché abbiamo sti figli, andate a vedere chi ci sono, che famiglie ci sono dietro questi ragazzi che voi vedete nelle nostre piazze. Prego. Beh, mi verrebbe facile una battuta, nel senso che proprio in questi giorni che ho un problema, diciamo così, che riguarda un ragazzo maggiorenne un po' in difficoltà, ieri pomeriggio ho tentato di chiamare i servizi sociali dell'ULSS e sono aperti solo il mercoledì mattina e il giovedì mattina, tanto per dirne una delle difficoltà di rapportarsi con la pubblica amministrazione, nulla togliendo al fatto che ci sono degli operatori bravissimi, ma insomma questo è un po' il dato. Fa specie quello che state dicendo, perché in una situazione dove anche nel nostro territorio manca il latte e in un mondo online, perché adesso con un clic si fa tutto, la burocrazia diventa sempre più complicata. Quali sono le soluzioni? Anch'io penso che ci dovrebbe essere, giustamente come detto prima, ci dovrebbe essere una giusta via di mezzo, cioè avere ovviamente un database dove si controllano i cibi che vengono dati, anche perché sono cibi, quindi bisogna anche controllare che non abbiano delle scadenze, ma da qui a passare il 3/4 nelle carte, nella burocrazia, è una cosa che veramente è proprio assurda, perché se noi in questo momento qua riusciamo ad aiutare molte famiglie è grazie appunto al volontariato delle persone, non certo a un, passatemi il termine, volontariato pubblico, che di fatto non esiste, perché nel pubblico la burocrazia, che è ormai all'ennesima potenza per tutte le cose, diventa veramente un gigante impossibile da superare, e siete bravi voi che comunque a prescindere dalle difficoltà, che sono non solo il tracciamento delle famiglie, il tracciamento del cibo che viene dato, i luoghi dove si possono dare il cibo, con tutti i posti che ci sono anche nella nostra città, ci sono solo pochi posti dove c'è il banco alimentare, quindi è tutta una situazione dove una società che ha sempre più bisogno, una società che va avanti però in maniera velocissima con l'online, e una burocrazia che ci riporta agli anni 50. È una roba veramente incredibile da questo punto di vista qui. E non credo sia facile superarlo, perché se non c'è la volontà della pubblica amministrazione, ma parlo dai ministeri in giù, la vedo tanto difficile, perché ogni giorno ci si inventa qualcosa. Per esempio, sarebbe bello avere, come c'è nella questione del banco alimentare, anche dei servizi sociali sempre aperti. Mi rendo conto che la pubblica amministrazione non è che può essere aperta 24 ore su 24, ma siccome oltre alle questioni del cibo, che è la prima questione, cioè mi manca il latte e ho 3 figli, devo trovare qualcuno che mi aiuti se non arrivo a fine del mese, ma lì posso avere anche dei problemi di tipo di un aiuto che mi serve, un aiuto sociale, anche di affiancamento per la mia famiglia. Eppure questo non esiste. Nei servizi sociali è ancora più complicata la cosa, perché se io ho bisogno di un aiuto del pubblico che mi affianchi in una situazione di criticità familiare, lì la cosa è difficilissima. Ecco perché poi questi ragazzi non seguiti dalla famiglia, perché magari la famiglia è in difficoltà, vanno sulla strada ed è difficile poi recuperarli, molto difficile, perché a fronte di tante criticità se ne recuperano, credo, meno della metà. Un'altra cosa importante volevo chiederle, Presidente Biondani, è che forse bisogna che qualcuno faccia un passo indietro. Nel senso, se ci sono questi banchi regolarmente iscritti con tutta una procedura,
Perché certi comuni a tutti i costi devono avere il banco alimentare che non produce niente? Perché tu non puoi andare avanti una settimana con 1 litro di latte, mezzo chilo di pasta e una passata, perché questo viene dato quasi sempre. Però avere il banco vuol dire visibilità per i sindaci, vuol dire avere qualcosa in più che mi dà anche una certa autorevolezza anche nel sociale. Io lo trovo sbagliatissimo, perché alla fine questo povero Cristo deve fare il giro delle 7 sorelle per riuscire ad avere una borsa dignitosa. No, qualcuno dice, perché se vai là non puoi venire di qua, ma se di là non mi dai quello che mi basta, cerco anch'io di avere quello che mi serve per mandare avanti la famiglia. Allora, un pochino, non è che forse danneggia veramente anche voi che avete tantissime associazioni e non riuscite più a gestire queste cose? Prego, Presidente. Assolutamente sì, ha ragione Mirella, però chi siamo noi per dire che cosa gli altri possono fare, no? Cioè, io credo che nella storia, poi nell'esperienza quotidiana, man mano le cose si chiariranno molto meglio. Abbiamo visto nel corso dei 31 anni di Banco Alimentare, ne abbiamo viste diverse di situazioni come queste, per cui vanno e vengono. Certo, farebbero bene a non esserci, ma purtroppo ci sono. Però cosa possiamo fare noi per poter dire no, tu non fai questa cosa? Più chiaro, Presidente, non è mica che noi vietiamo a fare questo. Diciamo, invece di andare a prenderlo in parrocchia o al comune dove non mi danno quello che è necessario, oppure il numero che hai non mi permette di dare quello che vuoi, e vai ai banchi nazionali, perché un pochino, poi noi ci ritroviamo in queste situazioni che non ce la facciamo veramente a soddisfare. Uno deve fare avere una borsa dignitosa, non può essere che deve fare il giro, e anche con i punti, bisogna mettere anche i punti, ma dai, ma non ci siamo proprio, a mio avviso. Tanta buona volontà da parte sua. Poi Presidente, tanto di cappello, però intorno a questa realtà proprio c'è un business pazzesco. Sarebbe già buono se riuscissimo a creare una collaborazione sul territorio, perché spesso ci dimentichiamo della fatica che una persona fa nel chiedere una borsa della spesa piuttosto che altro. Sono d'accordo. E se riuscissimo a parlarci, a coordinare il nostro lavoro in modo tale che questa cosa possa essere, cioè se noi, voglio dire, lasciamo stare, diciamo, gli habitué della povertà, che sono quelli che magari hanno già, insomma, sono abituati a fare il giro delle 7 sorelle, come diceva lei prima. Però quello che noi abbiamo visto nell'ultimo periodo è che la composizione di chi viene a chiedere è sempre più variabile nel tempo, quindi è gente che non è abituata a chiedere, non è abituata ad andare a fare l'elemosina per chiedere un litro di latte piuttosto che una confezione di pasta. E bisognerebbe avere un pochino più in mente quella che è l'utente finale del nostro lavoro, per poter agevolare loro, proprio perché in funzione di quello che dicevo prima, così come sto attento alla sicurezza in modo tale che riceva il pacco nelle migliori delle condizioni, altrettanto dovrei stare attenta anche alla persona che ho di fronte. E in effetti è proprio questo il grande problema, il problema che qualcuno dovrà pure intervenire, perché io lo dico tutte le mattine, Presidente, io non ho i barboni che vengono al banco, io ho famiglie che lavorano anche tutti e due e non ce la fanno con i figli, perché pagano affitti di 500-600 euro, mutui, se vogliono tenersi la casa, utenze, andare a lavorare, non so perché i politici, benzina. Scusi avvocato, i politici hanno tutto gratis, treno, aerei, qualsiasi cosa, e l'operaio deve pagarsi la benzina per andare a lavorare. Gliel'ha chiesto a qualcuno? Bisognerebbe chiederlo a qualche onorevole che, come dire, spesso vengono nelle sue trasmissioni, indubbiamente, perché loro viaggiano gratis per questioni ovviamente di politica, certo, e tra l'altro anche i costi dei trasporti sono molto alti, cioè prendere un autobus, se un ragazzino abita a Salgareda e deve andare a studiare ad Oderzo, a Motta o a Treviso, i costi dei biglietti sono molto alti, quindi io mi rendo conto
conto che anche 2 stipendi di 1.200 euro, se poi parliamo di denatalità, ma se non si fanno i figli anche per questo, perché se ho 2 figli che devono andare a scuola, devo dargli da mangiare, ho le utenze e soprattutto anche il trasporto pubblico per mandare i figli a scuola, e non è sicuramente facile, anzi non arrivi a fine del mese. In più magari costassero 500 euro gli affitti, ci sono proprio delle catapecchie che costano 650, 700 per 50-60 metri quadri a Treviso, ma no in Piazza dei Signori, anche in via, come dire, Pascoli, che non è proprio vicinissima. Cioè, il costo della nostra vita è veramente una cosa impressionante ogni anno in più, per cui bisognerebbe fare anche un ragionamento, e la politica su questo è totalmente assente, di diminuire il costo della vita. Cioè è troppo costoso tutto, perché parliamo anche del latte. Cioè il latte quando eravamo piccoli costava cosa? 50, adesso non mi viene più in lire, 50 lire. 50 lire, adesso costa 1,04 euro, cioè, e anche quello, diciamo ma così. poi il messaggio che arriva è: dovete mangiare bene, mangiare sano. Sì, un litro di olio extravergine di oliva, se lo vuoi, costa 12-15 euro certo, minimo. certo. Se vuoi mangiare sano, la pasta buona ha un costo, il formaggio ha un costo, il latte ha un costo. Se vuoi. Allora, fa ridere quelli che fanno la predica. Ma anche la pasta del pomodoro. La pancia piena, dire sì, mangia certo. sano. Sì, dammi i soldi tu che io mangio sano, ma il costo della vita ha proprio questo problema qui. Beh, se pensate che alla mensa della Camera mangiano con 10 euro. Avete capito? E come mangiano, perché io ho letto anche un menù, perciò è tutto da dire. Apriamo il centralino, scusa Rinaldo, ma era importante anche l'apertura per capire di cosa parliamo in questa prima parte. Prego. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Negli anni 60 andavo a portare al Betania, che è un ente ai poveri, andavo in tanti istituti a gratis, che portavano la roba che creava i commercianti a Rialto e che portavano la roba gratis, va bene? Ma era più facile, era più... Adesso è tutto più difficile, ma perché gli metti i bastoni in mezzo ai rode a chi che vuole aiutare la povera gente? Ma è la burocrazia, non ti la compri in farmacia, neanche dal fornello, è la burocrazia, è a mettere lo Stato. Ma cosa stiamo io a combattere qui? E ora ti dico, i politici, quelli che se li va in alto, non interessa più niente, si sente intoccabili, si sente in paradiso, finanziariamente si dà il culo sul buttino, si è a posto. E non si mette più sulle braghe di un povero can che non arriva a fine mese, che non ha... Ma siamo noi a parlare dopo che fa schifo, perché sa benissimo. E si è fatto giusto di tagliare nastri, dove far qua, fare là. Da bene la povera gente che patisce, delle gente facevo ai fruttorioli. Ultimamente, 20 anni fa, veniva le ricette con i guantini bianchi che una volta fuori. E pecorine costava 2.000 franchi e io, ed era un'esagerazione per ore, perché ora lavoro 100.000 franchi al mese di pensione. E lei mi diceva, Cocco, dammene 3 e ne davo 6. E mi diceva, no, va bene così. Ma come se poi, anche a povera gente che aveva una vita, che magari ha fatto lavori umili, che dà pensione un valore, vabbè, perché un artigiano la pensione si la paga lui, tutti lo sa benissimo, mi la pagavo, mia pensione. I primi schedi in caso che avevo era quelli di contributi. Uno che lavora sotto lo Stato o al governo, gli ha dato 1 milione al mese e i contributi se tu ti pagai non hai nessun fastidio. E allora è un tempo che sta povera gente che ha fame, che ha bisogno, e non ha da mettersi genoso a domandarti la carità. Il ha diritto di fare una bella vita come che facevi gli altri. Insomma, dico tanti anni, ma siamo due a peso, nel senso, una volta la gente era povera ma aveva cuore, adesso nessuno ha cuore, non interessa più di nessuno, ma non ti vedi la gente fa entrare, si può darsi una corteada perché ti sa piempire di te là, o tante robe, è tutto cattivo, tutto
Ma perché dobbiamo essere così? Morimmo tutti, Mirella. Don Bas, Don Bivi, il presidente americano da 80 anni, gli dà un piede a tomba Caoli, cosa vuoi tu che faccia? Fra 5 anni il rapporto inferiore a finire. Mirella, bisogna essere più buoni nella vita e dare se puoi, aiutare la gente, ti impedisce il fuoco. Quello che ti puoi, anche a dargli una mano, una ricetta, a farli passare la strada. Quello è un buon esempio che ti darà anche ai giovani. I giovani diremo che è il futuro, diremo che va tutto, perché il resto di adesso sei tutti intelligenti, ma tutti disoccupati. Una volta avremmo fatto la quinta, ma tutti lavoravano e ti prendevi un parone su una settimana ti ne trovavi un altro. Cara Mirella, ti saluto, buon lavoro per queste persone che fanno questo mestiere qua. Non so cosa dirti, speriamo che l'umanità intera diventa più buona nei confronti di chi ne ha bisogno. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo. Adesso andiamo a Udine perché c'è un banco anche a Udine, a me piace essere anche imparziale, andiamo a vedere questo servizio Banco Alimentare Colletta. Andiamo a sentire. Come qui è diciamo, consigliato, dobbiamo mettere olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola, alimenti per l'infanzia. Quindi io mi atterrò alle istruzioni. A dare il buon esempio il primo cittadino di Udine, ma anche i consiglieri comunali che per la nobile causa della solidarietà hanno messo da parte le rivalità politiche e si sono impegnati insieme ai volontari che hanno garantito la perfetta riuscita della colletta alimentare. In Friuli Venezia Giulia la raccolta di generi alimentari di prima necessità ha visto 393 punti vendita interessati, ad Udine provincia 216. C'è grande partecipazione, siamo proprio nell'orario clou diciamo della giornata e abbiamo lì una serie già di cartoni già chiusi e sta andando molto bene. I volontari con le pettorine arancione si sono alternati nell'accoglienza dei clienti dei supermercati spiegando le finalità della donazione e consegnando l'apposito sacchetto. Tanti giovani che si impegnano ed è un'esperienza che in questo momento riesce proprio a incontrare il cuore dei ragazzi perché capiscono che con l'impegno di 2 ore riescono a fare qualcosa che poi incide veramente nella società, visto che è un mondo in cui siamo tutti desiderosi di poter fare qualcosa e non sappiamo come fare, no? Ha visto che è entrato anche il sindaco? Altro che, se l'ho visto ci stima e insomma diciamo che l'amministrazione comunale ci appoggia in tutto. Mi sembra un bel gesto come primo cittadino partecipare a questa giornata nazionale, è un'iniziativa che viene da lontano, ci sono molti volontari, molti giovani, è un segno di solidarietà, è un aiuto che viene dalle famiglie, per le famiglie, dalle persone alle persone. Gli alimenti raccolti saranno destinati a 291 associazioni convenzionate con Banco Alimentare che assistono quasi 40.000 persone in condizioni di disagio, tra cui mense per i poveri, case famiglia e centri di ascolto. Allora, quello che veramente traspare l'importanza della colletta alimentare, che l'ha detto anche la Presidente Biondani, la gente che dona, e sono veramente di numeri importanti anche quest'anno. Prego Presidente. Sì, anche quest'anno, nonostante diciamo, le mie aspettative erano quelle non insomma, la realtà dice che tante persone sono in difficoltà, quindi perché dovrebbero dare un contributo alla giornata della colletta alimentare? In realtà è proprio vero che, parlo dei veneti perché di loro posso parlare, quando si è in difficoltà si è ancora più attenti alle persone che lo sono di più di noi. E quindi anche quest'anno in Veneto è stata raggiunta, addirittura abbiamo superato i dati dell'anno scorso e raggiunti quasi le 800 tonnellate in un giorno, che sono un dono, una grazia incredibile per noi, perché ripeto, considerando il contesto in cui viviamo, se uno ha un minimo di attenzione a quello che lo circonda, si rende conto che ci sono tante persone che sono in difficoltà, però proprio durante quella giornata innanzitutto una grandissima disponibilità di volontari, di persone anche giovani, tantissimi ragazzi che si sono dedicati 2 ore almeno nel turno nei supermercati, ma alla sera fino a tardi nei nostri magazzini avevamo ragazzi che caricavano e scaricavano furgoni perché ritiravamo dai supermercati quello che era rimasto nelle ultime ore. Quindi
cioè da un lato noi ci troviamo di fronte da un lato una grande difficoltà nella quotidianità della nostra vita e dall'altra parte come per dire, una reazione a questa difficoltà pensando agli altri, e questo credo che sia grande onore del popolo veneto, che io parlo di Veneto, ma in generale questo è successo in tutta Italia, di una sensibilità verso chi è più in difficoltà di noi e pensiero a chi ci sta vicino, che è un po' la storia della nostra gente, no? Di quando nel tempo, nelle grandi tragedie vissute nella storia, c'è sempre stata una solidarietà vicina. È vero, e speriamo anche che la politica riesca a capire, faccia l'ascolto, non sentire, ascoltare quello che si dice, quello che dice il mondo del volontariato, dove si potrebbe andare a parare. Non è possibile, Presidente, che io a Natale abbia dovuto comprare i panettoni perché non è arrivato un panettone e sì, siamo dentro la provincia, lo sa benissimo l'avvocato Tocchetto. Ecco, l'unico emporio solidale, ecco, all'interno di un ente pubblico in Italia, però capisce bene che non gira proprio così, e poi ci sono i soliti noti che hanno di tutto e di più, perché non c'è la meritocrazia ma c'è la partitocrazia anche nel donare. Ecco, io dono dove ho più visibilità, io dono dove nessuno mi rompe le scatole, gestisco anche il mondo del volontariato, perché funziona così. Per fortuna poi il sindaco di Spresiano ha sentito l'appello della Mirella, che ha chiesto: oh politici, ma volete portare un panettone non alla Mirella ma anche ai volontari, magari queste persone anziane che lavorano sotto al freddo senza mai chiedere niente, ecco, di premiarli, perché veramente il sindaco di Spresiano l'ha capito, e sono arrivati con questo panificatore, eccoli qua, con Visentin, che ho avuto anche ospiti, portato 120 panettoni. Io li avevo già presi, perché non può essere Natale senza panettone, e siamo anche nel Veneto dove fanno i panettoni. Allora vorrei anche capire come mai e a chi va chi, perché siamo sempre, ma non per invidia, ma come vengono distribuite anche i doni, queste cose qua, perché dovrebbero fare, visto che siamo tutti regolarmente iscritti, un po' e un po', non è che non si conoscano. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella, ciao. Saluto i tuoi ospiti. Dunque, io ho una speranza, che questi giovani cambieranno il mondo e cambieranno anche questo nostro paese. Io veramente credo nei giovani e credo che cambieranno questo nostro paese. Questa è la mia speranza. Vi saluto, grazie. Specialmente se dessero loro la possibilità di votare, magari i sedicenni. Avvocato, cosa dice? Visto che gli diamo il patentino e li mettiamo nella strada, forse dare anche la forza del voto non sarebbe male, ma non sono preparati. Sì, perché il trentenne o il cinquantenne è preparato al voto, no, vorrei anche capirlo questo. Ecco, come vedrebbe il voto ai sedicenni, avvocato? Ma io lo vedrei bene, perché sarebbe anche un modo di responsabilizzarli. Mi piace che nelle ultime 2 telefonate, più buoni nella vita e speranza dei giovani, è una cosa che vogliamo anche noi. Ecco, io mi auguro che però i nostri giovani, questo bisogna dirlo, abbiano un po' più fame, perché hanno più fame quelli che provengono da altri mondi, dove hanno visto la difficoltà della vita, hanno visto cosa vuol dire essere in paesi di guerra, quindi scappano, e a volte i nostri sono più, come dire, coccolati. Quindi anch'io ho speranza nei giovani, però dico anche sveglia giovani, nel senso che molti dei nostri sono un po', si lasciano andare un po' nella vita, nel senso che una delle richieste è avere lo psicologo in classe. Per carità, utilissimo, però voglio dire, quando si è giovani bisogna anche faticare, e lo psicologo può andare bene, però la vita va anche affrontata di petto. Poi io sulla questione appunto dei giovani che si lasciano un po' andare, penso anche che ci vorrebbe un po' più di severità, perché anche noi quando eravamo giovani abbiamo trovato le nostre difficoltà, ma lo psicologo, diciamo così, era l'ultima spiaggia, un po' dovevi nuotare in un grande mare. Il problema reale è che c'è una grandissima costo della vita,
che si ripercuote anche sui giovani, perché anche i giovani capiscono quanto sia difficile anche sganciarsi dalla propria famiglia. Quanti diciottenni adesso sono in grado di andare fuori di casa? Nessuno. Eppure ci sono alcune realtà in giro per il mondo, dico una per tutte, l'Australia, perché ho letto un dato recentemente, che a 18 anni comunque vanno fuori di casa. E ci sono anche delle normative che permettono loro di avere dei sussidi per aiutarli ad inserirsi nel mondo. Ecco, una responsabilizzazione dei giovani forse sarebbe anche un salto in più per loro, per aiutarli. Poi, ritornando alla questione del banco alimentare, al di là della burocrazia, come diceva sia Mirella ma anche la signora Biondani, c'è da dire una cosa, che indubbiamente per esempio nei negozi di frutta e verdura non vedi più tante persone anziane, perché sono diventati, noi li chiamiamo quasi delle gioiellerie. Ma è possibile che in un territorio come il Veneto, dove noi siamo e proveniamo dall'agricoltura, si debba avere un costo della verdura che è così alto, e la verdura, come dire, è utile per le famiglie e anche per i ragazzi che devono crescere? Questo è una cosa che a me fa veramente sempre irritare, per arrivare ai panettoni. In questa Natale qua, io non faccio il banco alimentare, ma alcune famiglie in difficoltà, anch'io ho fatto un regalo a loro dei panettoni. Però guardate che non parliamo dei panettoni di media pasticceria che costano 25 euro. Però ho visto che anche i panettoni nei supermercati quest'anno non te li davano 0,99, e quindi il costo della produzione, per carità, saranno aumentati i costi di tante cose, delle farine, delle uvette, dell'olio, della corrente, quello che volete, però il panettone medio-basso, diciamo così, che lo trovi a 8-9 euro, sono tanti soldi, sono veramente tanti soldi. Quindi anch'io mi sono resa conto questo Natale, e anche, diciamo così, durante le feste, che i costi dei cibi natalizi erano veramente aumentati più del 20-30%, e mi rendo conto che l'anziano, che la famiglia numerosa non può comprare quelle cose lì, non ce la fa. Ed è un problema, quindi dalla verdura al panettone siamo ad un costo della vita troppo alto. Perché esiste questa cosa qui? Per carità, ci sarà anche l'elettricità che è aumentata, non dico di no, il costo del lavoro, non dico di no. Però facciamo un ragionamento, fermiamoci, perché non si può andare avanti così, perché diventa sempre più costoso vivere e sempre più difficile per le famiglie. Poi vorremmo avere più giovani, più nascite, ma come fanno se a 18 anni hanno una prospettiva per uscire di casa, se gli va bene, di altri 10 anni? Non ce la faranno mai a farsi una famiglia. E non possiamo proprio andare avanti perché dobbiamo andare in pubblicità. In linea con Elisabetta. Ciao Elisabetta. Pronto? Sì, prego Elisabetta. Elisabetta, guardi, mio marito è morto, ho seppellito sabato, sono ridotta a cosa, mi ha lasciato da pagare un casino di Mirella, di volete, non so come fare, la pensione non la tiro. Mi può aiutare per cortesia? Allora Elisabetta, guarda, a parte che sento, ecco, perché l'emozione è grande e anche la rabbia è tanta di Elisabetta. Ti chiamo dopo Elisabetta, perché così non riesco neanche a capire, e poi mi spiegherai bene com'è la tua situazione. Da dove chiami Elisabetta? Chiamo da Seggiano, Chirignano. Da Chirignano? Sempre che sì, da Chirignano a Seggiano, sì, da Chirignano a Seggiano. Va bene, lascia il tuo numero Elisabetta, che poi in giornata o domani al massimo ti chiamo e sentiamo com'è la situazione. E l'ho lasciato il numero al signore che mi ha risposto. Brava Elisabetta, dopo ti chiamo, sai, o al massimo domani, perché è rispondente, per cortesia, perché delle volte chiamano rispondente. Allora, ecco, queste sono le situazioni, avvocato, che tutte le mattine veramente io devo rispondere, devo ascoltare, perché il minimo che puoi fare è ascoltare queste persone, perché non c'è neanche più quello, non c'è neppure l'ascolto. Ma allora io mi domando, allora mangiare si può e non si può, ma essere ascoltati sì?
Ma quante persone paghiamo noi, scusi avvocato, che dovrebbero ascoltare, che potrebbero anche essere inserite nell'ascolto, penso anche al mondo di diversamente agili, come li chiamo io, che fanno fatica a trovare lavoro, e poi soprattutto queste assunzioni che non ci sono mai soldi per pagare qualcuno, ma per fare qualcos'altro i soldi si trovano sempre. Non sarà il caso, visto la denatalità e soprattutto queste persone che abbiamo sempre meno giovani, con bisogno di servizi, di porre l'attenzione là? La Premier ha detto: io sono Giorgia, sono una di voi, ma una di noi dovrebbe ascoltare queste cose, dovrebbe guardare la realtà del paese qual è, perché penso che anche lei ha una mamma, ha una figlia, e dovrà pur porsi il problema: cosa sta succedendo nel mio paese se ci sono 6 milioni di poveri? Ma mi pare che sia l'ultimo dei problemi della classe politica, i 6 milioni di poveri, se non diciamo così, utilizzarli ad uso, diciamo così, di alcuni interventi che possono fare sui giornali a tutela delle persone in difficoltà. Ecco, io, come dire, farei i servizi sociali privatizzati, no, perché non si possono fare, ma aperti 24 ore su 24, perché il diritto all'ascolto, ma anche l'aiuto, per esempio, a persone come questa signora, adesso noi non conosciamo le condizioni, ma se è rimasta vedova, magari ha una pensione minima di riversibilità che magari può essere attorno ai 1.000 euro. Ricordiamoci che la Meloni stessa aveva detto: porto tutte le pensioni a 1.000 euro, gli ha dato credo €1 in più al giorno, una roba di questo genere. Quindi anche su quel punto di vista lì ci sono persone come quella che ha telefonato che sono in reale difficoltà. Con 1.000 euro al mese cosa vuoi fare? Cioè, se hai uno stipendio, se hai un affitto e delle utenze da pagare, molte persone anziane, me l'hanno detto anche a me, in questo periodo sono rimaste senza riscaldamento, non l'hanno pagato perché gli hanno tagliato le bollette, e per fortuna, diciamoci, la situazione climatica che è cambiata, che è un dramma sicuro, però adesso io venivo qui in macchina ed erano 13 gradi, per essere il 28 gennaio è veramente tanto, almeno consente loro che insomma... Lassù qualcuno li ama perché ha fatto meno freddo quest'anno, certo, ha capito che certo. doveva arrivare il e freddo. Quindi insomma con 2 maglioni in più qualche persona anziana può passare anche senza il riscaldamento, per non parlare della luce, perché anche tutte queste cose diciamo così del cambiamento delle utenze, ma quante persone anziane si sono trovate in difficoltà, non sono state in grado di andare nel mercato libero e vedere come facciamo noi, che ogni tot cambiamo anche il gestore, quindi sono affidate al mercato tutelato. Il mercato tutelato ha aumentato di parecchia percentuale le bollette dal 1° gennaio, sia del gas che della luce. Ecco, ci vorrebbero dei servizi sociali aperti 24 ore su 24. Io là metterei i soldi se fossi il Premier. Sentiamo Mirella da Riese. Ciao Mirella. Ciao Mirella e buongiorno alla signora vicina. Allora voglio dire, anche quella guarda, lontana, sabato dai. qua a Riese c'è il mercato. Ho comprato 3 radicchio tardivo, 3, sì, 4,50 €, 4,50 €. E la bolletta del gas e della luce 600 €. E io prendo 7,20 di reversibilità. Le sembra giusto una cosa di questo genere? È una cosa pazzesca quando vai a fare la spesa e che vivo sola? Non lo so. Grazie cara Mirella, questa è un'altra ulteriore testimonianza che la vita è cara. Allora Presidente Biondani, quello che volevo chiedervo, correre perché purtroppo il tempo è tiranno, è già passata l'ora. Allora quello che volevo chiederle però Presidente Biondani, non è che forse voi avete anche la forza, perché avete dei numeri importanti, siete in realtà nel territorio che dovrebbero essere assolutamente ascoltate, di essere meno tipidi, io lo so che lei è una moderata, non alza mai la voce, è tranquilla, cerca sempre di mediare, ma non è che forse bisogna accelerare un po' per far capire che se esistete voi è perché la politica non riesce a dare le risposte che riuscite a dare voi? Lei ricorda sempre il suo papà che aveva già ricordato e soprattutto aveva capito in tempi non sospetti l'importanza dei banchi alimentari ed ha aperto questo importante banco per aiutare le fragilità.
Perché sembra che le fragilità non interessi nessuno, anzi fanno aumentare sempre di più la burocrazia, eliminando anche quello che sarebbe proprio il volontariato puro, perché se un domani lei non ha più volontari non è che possa pagare tutte le persone che vengono al banco alimentare ad aiutarla. Prego Presidente. Ma allora, la ringrazio per quello che ha appena detto, anche per il ricordo di mio papà che rimane sempre comunque la nostra, almeno la persona a cui io faccio riferimento, ma credo molti dei volontari che lavorano al Banco del Veneto. Dobbiamo pure ricordarli, questi illuminati. Certo. Allora, in termini di Banco Alimentare Nazionale stanno lavorando assiduamente con i politici per fare in modo che questa situazione possa modificarsi. Devo dire che il fatto che siano ripresi i prodotti della GEA non è una cosa scontata, poteva non succedere perché comunque poteva anche lo Stato decidere di convertire questi soldi Spieghiamo cos'è la GEA, Presidente, per cortesia, perché magari tanti a casa non lo sanno. Sì, sono i prodotti che la comunità europea stanzia dei fondi che vengono destinati ad ogni Stato. Ogni Stato decide come gestire quei fondi e come convertirli in prodotti o in sostegno per esempio al fabbisogno residenziale o quant'altro, per cui a cercare case, a sostenere la richiesta gli affitti e quant'altro. Poteva anche decidere di non stanziare questi fondi per i prodotti alimentari e decidere di convertirli invece per esempio nel mondo a sostegno dell'abitazione, quindi questo è un lavoro che è stato fatto e qualche risultato lo sta portando. C'è tanto lavoro da fare, ma tanto, non c'è un limite all'immaginazione del lavoro che c'è da fare. Riflettevo prima su quanto stavate dicendo, forse basterebbe iniziare non tanto nella riduzione del costo della vita, ma nella riduzione del cuneo fiscale, perché se all'imprenditore costa così tanto il lavoro del dipendente e il dipendente prende un terzo di quello che costa all'imprenditore, magari se riuscissimo ad incidere, a fare in modo che le persone che lavorano possano avere più disponibilità finanziaria e meno costo fiscale sul loro lavoro, sarebbe già un grande passo avanti. Se poi a questo aggiungessimo che quello che viene detratto dal nostro, diciamo, stipendio fosse messo e usato in modo efficiente sul territorio, banalmente è vero che il costo del trasporto costa tanto, ma sarebbe altrettanto bello che quel costo si confrontasse con un servizio utile a tutti, dove posso avere il trasporto pubblico anche in zone dove non sempre sono coperte, che è un altro costo in più che la famiglia di solito si trova a sostenere, perché se non riesce a sostenere gli affitti di abitazioni che sono nelle zone diciamo servite, cerca in zone non servite, ma a quel punto il figlio come fa ad andare a scuola? E lì parte tutto un percorso dell'abbandono della scuola anche nel nostro territorio, che è un fenomeno che sta succedendo. Quindi secondo me bisognerebbe ragionare certamente nel supporto quotidiano e nel cercare di fare in modo che le persone possano avere un sostegno, ma dall'altra parte bisognerebbe andare a cambiare radicalmente quella che è la struttura del costo del lavoro, in modo tale che le persone possano avere più disponibilità. Sì, ma oltre che a parlare, mi scusi Presidente Biondani, bisogna iniziare ad agire, non possiamo andare avanti in questa situazione, cioè veramente è impossibile anche per voi rimanere a galla con questi numeri che avete fino adesso, perché non è possibile che ci riempiano solo di burocrazia invece di dare a voi la possibilità di avere molte più derate alimentari che ci sono a mio avviso, perché basta solo impiegare, come ha detto lei, i soldi nella maniera giusta e nel modo giusto. Ecco, se poi vanno a parare da un'altra parte i soldi a lei non arriveranno mai, ecco, e queste derate alimentari diminuiranno e poi la colpa, ognuno passa il cerino, non è mai di nessuno, ma è sempre colpa del povero che deve riscaldarsi a 15 gradi, deve mangiare meno, ecco, non deve andare in vacanza, non deve andare a mangiare la pizza, il gelato, deve stare a casa, chiuso in casa, senza luce, senza riscaldamento, perché
non si può, cosa volete? Vi siete adagiati e avete veramente fatto di più di quello che dovevate fare? Pensa dove viene la predica, da che pulpito viene la predica, a 8-10 mila euro al mese, anche hanno il coraggio di fare la predica dei semplici consiglieri regionali. Andiamo da Giusy, vai! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Avvocato Tocchetto, mi rivolgo a lei, visto che è di un temperamento forte, non può far qualcosa? Perché io quando giro così in macchina vedo a questi semafori dei negozi di frutta e verdura esposti fuori senza niente sopra, senza una copertura. Al semaforo, all'angolo di questo negozio c'è esposta frutta e verdura, e dopo ci chiedono, quando andiamo dentro in questi negozi, di darci queste borsette ecologiche, perché qua, perché là. Ma non so, ho detto ancora ad altre persone che vengono qui da voi, ma non ho visto più niente. Ma perché? Ma perché dobbiamo venire a vedere queste cose qui? La gente le mangia, magari neanche le lava, frutta. Ma perché? Ma perché non fanno niente? I NAS, ma perché non vanno anche lì? Questo voglio dire, avvocato. Mi fa male vedere così. Grazie Giusy, sono in chiusura. Giusy, grazie, ma sei stata chiara, avvocato. Beh, ha ragione, è una contraddizione in termini, perché bisogna usare i guantini e poi fuori c'è la merce esposta. Non possono farlo perché ci sono delle normative molto severe, però i NAS non è che possono tutti i giorni andare in questi posti, ogni tanto chiudono qualche posto, lo multano, ma poi dopo qualche giorno riaprono e tutto riparte come prima. Le norme ci sono, è che spesso, nella maggior parte dei casi, purtroppo non vengono rispettate, e questo è un vero guaio. Ma per chiudere, rispetto a quello che veniva detto prima anche dalla signora Adele, è che sulla questione del cuneo fiscale ne parliamo da secoli, ma purtroppo ogni anno che si avanza il divario tra i ricchissimi e i poveri è sempre più ampio, e quindi non c'è la volontà politica di fare nulla, perché se noi guardiamo all'insediamento di Trump, dove c'erano 5 persone che potrebbero risistemare e riequilibrare il mondo con tutti i miliardi che hanno accumulato, e a noi basterebbe solo una minima tassazione di quelle 5 teste, avremmo risolto, non dico gran parte dei problemi del mondo, ma insomma almeno una parte l'avremmo risolta. Invece non si tassano mai i ricchi, ma si cerca sempre di prendere dal povero. Questa è una volontà politica che, come risolverla? Beh, bella domanda, perché nessuno lo fa. Sul cuneo fiscale, al di là dei vari governi, saranno almeno 20 anni che ci sono proposte, ma attuarlo nessuno lo fa. Andiamo a vedere questo servizio di Martella, questo politico che l'ha detta veramente chiaro quello che pensa in merito al terzo, quarto mandato e di questa politica. Nessuno vuole lasciare la poltrona, questo è il problema, non è che sia la poltrona, è una poltrona che rende tantissimo e tutti cercano di tenersela, perché il potere, ecco, danneggia solo chi non ce l'ha, l'augura chi non ce l'ha, diceva l'Andreotti, mi sa che continua così. Certo. Andiamo a sentire. Bisognerebbe, come dire, avere una certa accortezza quando si parla. Si è detto 12.000 firme, non mi pare che sia il popolo. Pare un po' pittoresco e patetico definirla in questo modo. Mette sulla bilancia il peso di quelle 12.000 firme il segretario del Partito Democratico del Veneto Andrea Martella. 12.000 firme che non possono rappresentare una chiamata di popolo per il segretario Dem, che ha stroncato l'iniziativa del Carroccio ancora sul nascere, definendola patetica. Queste divisioni faranno comunque, dovessero unirsi, perdere la faccia a qualcuno. Mi pare che siano andati molto oltre, sia con le parole che con le scelte. Infine, questa sorta di chiamata del popolo che sta facendo, che la Lega ha così denominato a proposito delle firme per Zaia, mi pare davvero patetica. E infine Zaia dice di non saperne niente, ma da mesi e mesi pare che la sua unica preoccupazione sia solamente avere un terzo, nel suo caso quarto mandato. Come se questa fosse davvero la priorità per il Veneto, accusa Martella, che con Schlein sabato scorso non ha mancato di ragionare sull'alternativa da proporre al Veneto. In ballo anche un nome femminile, la rosa è ampia, fa sapere possibile l'apporto anche del
mondo civico. La condizione che detterà il segretario è che sia un nome capace di unire e non dividere. Non c'è nessuna corsa al nome senza però che questo nome corrisponda a quel progetto. Sarà la persona che interpreterà meglio questa nostra sfida, che potrà parlare ai veneti e che potrà dire finalmente si può cambiare. Allora, come avvocato, vediamo se è illuminata l'avvocato Tocchetto che fa politica da tanti anni. Cosa prevede la sua sfera magica? Cosa succederà? Terzo per qualcuno e quarto mandato, rimarrà il Veneto alla Lega, la Lega si dividerà, Fratelli d'Italia punterà i piedi con Forza Italia e l'opposizione cosa farà? Bella domanda. Allora, ha ragione Martella nel dire che il problema del Veneto non è il futuro di Zaia. Io comunque credo che non si divideranno, che alla fine troveranno una soluzione unica e troveranno anche il candidato, perché la poltrona piace a tutti e se vanno insieme vincono, se non vanno insieme è un po' più complicato. E noi stiamo lavorando su progetti, su programmi, molta gente dice vabbè, parlate sempre di programmi ma alla fine non portate a casa i voti. Beh, lavoriamo su programmi e abbiamo anche una serie di candidature, soprattutto di qualche donna, che sono molto interessanti come governatore. Per quello che riguarda però il centrodestra, io credo che questo dibattito, se si vota ad ottobre o se si dovesse votare il 26, ma speriamo di no, che vada avanti per mesi su che cosa sarà Zaia, che avrà il terzo o quarto mandato, ma in realtà lui stesso aveva messo sul suo statuto 2 mandati e poi a casa, credo che sia veramente anche offensivo nei confronti dei veneti, che anche in questa regione ricca, perché non siamo la Calabria, con tutto il rispetto della Calabria, ha difficoltà. Se i banchi alimentari sono pieni di persone in difficoltà, vuol dire che anche il Veneto sta arrancando, e quindi il problema, dalle liste d'attesa alle questioni del mangiare, agli affitti o alle case che non si trovano. Cos'è il terzo mandato di Zaia? Beh, penso che sia una presa in giro delle persone serie che tutti i giorni si alzano la mattina, vanno a lavorare, prendono 1.000 euro e non arrivano a pagarsi le bollette. Ma quando sente che la Lega dice il Veneto è della Lega, comandiamo noi, siamo noi che abbiamo i numeri, lei cosa risponde? Mi fa tristezza. Mi fa tristezza perché qua bisogna governare e trovare delle soluzioni per i cittadini, non il posizionamento di una forza politica. Stefano da Mantova, ciao Stefano. Allora intanto ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Ascoltami, per quanto riguarda il discorso della frutta e verdura messa fuori, guarda che non succede niente, perché la frutta va lavata, la verdura va lavata e tanta roba è confezionata. Io sono stato in Germania, a Berlino, ci sono delle esposizioni vicino al mercato, ai semafori, che saranno alte 4 metri per 5 metri, che già in Germania sono più attenti, quindi non succede niente, prima cosa. Seconda cosa, se i consumatori corrono dietro ai prodotti biologici che non esistono, perché adesso come piove, una pioggia acida, cosa c'è di biologico? Non c'è niente, perché quello che è andato in su viene giù tutto e va sulle verve, sui cappucci, va dappertutto. Quindi dopo abbiamo delle normative talmente ferree qua in Italia che i prodotti che davamo una volta 20 anni fa erano nocivi, quelli di oggi non sono nocivi, perché se un prodotto di una volta durava 20 giorni, questi durano 3 giorni, dopo 3 giorni non c'è più niente. Quindi smettiamo di demonizzare i prodotti che sono in convenzione, cioè in una cultura che si adoperano degli antiparassitari, ma è una minima parte. Guardate che i prodotti biologici si fanno le tossine, se ne fanno loro. Quindi devono dare un'informazione in modo che la gente va a comprare e quando compra non deve farsi fregare dal discorso biologico che costa 3 volte di più, spendete meno, guardate che la roba è controllata in Italia. Dopo naturalmente c'è sempre quello che, come il politico che non funziona, come... i furbetti ne abbiamo dietro l'angolo ogni giorno, dappertutto. Prego Stefano. Quello che voglio dirti, non fatevi influenzare che la roba è buona, guardate che la roba è buona.
Grazie Stefano. Grazie veramente, salutiamo anche Mantova, come vedi avvocato chiamano dappertutto, si sono affezionati, io ringrazio veramente perché la faccio per loro la trasmissione, devo dire che ho creato questa grande famiglia che mi supporta. Allora, Presidente Biondani, come ci saluta e con quale messaggio vuole lasciarci? Prego. Ma innanzitutto volevo ringraziarla perché partecipare alla sua trasmissione è sempre molto utile e interessante perché appunto dà molti risvolti della realtà in cui noi viviamo e spesso magari io non ho l'occasione di conoscerli. Noi stiamo facendo il più possibile per poter sopportare e sopportare la burocrazia che ci assilla e supportare le persone che sono in difficoltà. Il messaggio che vorrei proprio lasciare è: stiamo facendo il più possibile per aiutarvi e per sostenere il grandissimo lavoro che le associazioni come la sua sul territorio lavorano con assiduità e con grande forza, perché è un esempio per tutti quello che voi state facendo. Grazie veramente, grazie, ricambio questi complimenti e soprattutto io voglio ricordare questa figura, questo grande uomo, il signor Biondani e altri illuminati, per esempio avvocato Tocchetto io nomino ogni tanto l'avvocato Dino De Poli, sì. Ecco che non è che lui abbia messo le ruote a quello che ha fatto e se le sia portate a casa, l'ha fatto per la comunità, delle volte non avrà fatto tutte le ciambelle con buco ma ha fatto le ciambelle però e ne beneficiamo tutti noi. Io mi ricordo quando andavo a chiedere aiuto mi diceva: sai Mirella che ho la famiglia grande? Sì, lo so Presidente che è la famiglia grande, però è uno che capiva, uno che riusciva a vedere molto in là e soprattutto puntava molto sulla cultura. Ecco, questa cultura che fa diventare grandi le persone, che apre la mente. Ecco, cosa vuole dire? Quanto importante è anche puntare sulla cultura, quello che non mi sembra che venga fatto, prego. Poco. Beh, indubbiamente è importante, però c'è anche da dire una cosa, cioè noi dobbiamo in questo momento qui fermarci, nel senso che non dobbiamo correre troppo, fermarci, trovare delle soluzioni economiche perché la cultura è importantissima per le persone, però è anche vero che se io non riesco a portare avanti la mia famiglia, ho problemi nelle famiglie, ho i ragazzi che non vanno a scuola, ho problemi, come dire, primari. Ecco, la cultura e il sociale potrebbe aiutare questi ragazzi che si stanno perdendo, ma alla fine se sono solo parole e non si trovano delle soluzioni, non si ha la voglia di cambiare, si è solo propensi, come dire, a parlare per slogan solo per avere una poltrona, questo di sicuro non aiuta, perché, e chiudo, proprio le fondazioni bancarie, ma mi pare che la Fondazione Cassamarca non lo stia facendo, ha anche una sorta di somme che devono essere proprio utilizzate anche per l'aiuto ad esempio nelle case popolari, gli affitti, oppure per aiutare a costruire delle case popolari. Mi pare che la Fondazione Cassamarca non la stia facendo. Ecco, utilizziamo anche le fondazioni bancarie perché le loro somme che devono essere date per aiutare le persone in difficoltà vengano veramente spese. L'ultima telefonata, Piero da Treviso, vai Piero. Pronto? Sì, prego. Mi chiamo Piero, dunque sì Mirella, sono il solito che telefonami, sono quello che sono perito elettrotecnico in pensione, faccio il controllo gratuito e volontario delle bollette, bollette di luce e gas. È una roba indegna, qua certo. Sotto mano un plico di bollette. Certo. Dunque, senza dire il nome del gestore e del cliente ovviamente, le bollette di questo poro disgraziato, certo. Sono aumentate dal 15 di agosto al 15 di ottobre del 18% e dal 15 di ottobre al 15 di dicembre del 17%, senza che ci fossero gli aumenti che partono dal 1° di gennaio, quindi andremo a sommare il 35% di aumenti e interpellato questo gestore ha detto io non so niente, faccia una lettera di protesta. Buongiorno e grazie. Grazie a te Piero, ogni tanto ce lo ricorda che questo uomo fa volontariato controllando le bollette per vedere se c'è qualcosa che non va, lo sappiamo purtroppo Piero che c'è tanto che non va.
però nessuno fa niente, è tutto legale. No, e perché c'è il perciò mercato libero. È mercato Ha libero. perfettamente ragione, ma col mercato libero la concorrenza è quella, o ci stai o non ci stai. Se esci poi, cambi gestore, hai sempre tra l'altro delle penalizzazioni. È un problema serissimo, perché se non ho la banana è un problema, ma se non ho la corrente è altrettanto un problema. Grazie, grazie, pubblicità. Saluto altri due graditissimi ospiti. Abbiamo il dottor Franco Polato, presidente SILB, Sindacato Italiano Locali da Ballo. Grazie Presidente di essere qui, veramente è un pezzetto che non ci vediamo, voglio sentire anche cosa ci racconterà il Presidente. E saluto anche l'avvocato Cristina Sgubin, parleremo di telespazio, di satelliti, che piacere rivederla. Come sta, avvocato? Buongiorno Mirella, ben trovata. Mi scuso per la voce roca, ma esco da un'influenza. Grazie per l'invito e buon anno. Buon anno anche a lei, avvocato. Allora partirei proprio con lei, visto che sentiamo molto parlare di Elon Musk, di satelliti. Esatto. Non è che voglia fare una bella movida, un bel parco giochi, ecco, con qualche satellite. Com'è la situazione? Cosa ci racconta? Perché non abbiamo mica capito niente, sa, avvocato, di quello che sta succedendo con questi satelliti per aria. Prego, avvocato. Ma allora, guardi, le dico, ormai il tema dello spazio è un po' il futuro a livello di tecnologia anche nel mondo delle telecomunicazioni, perché diciamo i satelliti rappresentano una tecnologia molto più efficace, perché chiaramente hanno una copertura sotto il profilo del segnale molto più ampia rispetto alla fibra e quant'altro. Chiaramente è una tecnologia più costosa, perché è una tecnologia più complessa. La corsa allo spazio è un tema, Mirella, ne abbiamo parlato anche diciamo le altre volte, e avevo preannunciato che lo spazio sarebbe stato un po' il target del futuro, che è quello che sta diventando. A parte il tema del posizionamento geopolitico tra Europa e Stati Uniti, il discorso è che le aziende di Elon Musk, se vogliamo parlare di lui, hanno un salto tecnologico rispetto alle aziende europee del settore molto più all'avanguardia. Basti pensare che la costellazione di Starlink, che è la costellazione appunto di SpaceX, prevederà la messa in orbita di, mi pare, circa 40.000 satelliti a fine costellazione. Il programma europeo prevede circa 9.000 satelliti nel 2035, quindi questo per dirle proprio la differenza in termini di numeri. Il controllo dello spazio ormai rappresenta il controllo delle telecomunicazioni, dei dati, delle informazioni, e quindi è necessario, diciamo, prevedere o ipotizzare alleanze che non lascino l'Italia indietro in quella che è la tecnologia del futuro. Senta, Ne avevamo avvocato, già parlato, Mirella, si ricorda? Mi ricordo ed è stato anche sempre anche molto chiara, ma è utile anche rinnovare i ricordi, perché la storia va ricordata, perché qualcuno se la dimentica, ma non è che siamo molto indietro, perché qui parliamo ancora di banda larga, parliamo ancora di connessioni che non ci sono. Non le sembra che come Italia, dove abbiamo il popolo più creativo, riusciamo a fare delle cose incredibili, però per quanto riguarda questo settore della comunicazione è difficile andare avanti? Perché non si investe? Prego. Esattamente, mi ha anticipato. Il problema è un tema di investimenti e di visione di lungo periodo. Io dico sempre, se non c'è una politica industriale che muove le scelte, gli investimenti fatti in modo random portano poi a queste situazioni in cui un paese dove c'è un grande know-how, una grande competenza, a livello tecnologico si rischia di rimanere indietro, perché non c'è diciamo la giusta visione e non si investe quanto si deve per essere al passo con i competitors. Lei deve considerare, Mirella, che ormai tutti, anche il mercato del lavoro, ha un'esplosione, è pieno di start-up nel settore dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie satellitari, che stanno quasi drogando il mercato. C'è una richiesta di giovani con competenze tecnologiche pazzesca, ed è come se noi
con il nostro talento avessimo un po' guardato alla finestra, un po' avessimo atteso questo treno che arrivava, sapendolo, immaginandolo, e stiamo correndo, anche perché c'è un altro aspetto, Mirella, che comunque noi siamo un po', tra virgolette, imbrigliati anche in quelle che sono le normative europee, mentre ad esempio gli Stati Uniti si muovono in totale autonomia, quindi non dimentichiamo che noi quando facciamo i programmi, ad esempio IRIS², che è il programma europeo che sarebbe alternativo a Starlink, è un programma dove ad esempio noi abbiamo anche la Francia, quindi lei deve immaginare che dobbiamo triangolare paesi con dinamiche diverse, logiche diverse, mentre gli Stati Uniti si muovono in totale autonomia, e già questo porta a velocità diverse. Eh sì, beh, lo vediamo e lo sentiamo anche noi con questa creatività, però giustamente se non si investe su questa tecnologia fondamentale, anche perché lo spazio è quello il futuro, inutile che ce la giriamo, là si andrà a parare o prima o dopo. L'importante sarebbe anche di fare un'ottima squadra, ma anche qua c'è molto da dire, perché veramente qualcuno bisogna vedere se ci fa entrare in questa squadra. Io devo dire che questa Premier sta cercando in tutte le maniere, poi quando arriva a casa quelle gatte da pelare che non ne parliamo, però lei cerca soprattutto di portare l'Italia nel mondo, nel bene e nel male si vedrà, però almeno è una che lavora per il territorio. Assolutamente. Questo va detto e va riconosciuto, poi quando arriva a casa è tutto un altro discorso. Allora sentiamo invece cosa ne pensa il dottor Franco Polato. Abbiamo parlato di ragazzi, di giovani, ecco, l'investimento nel futuro è loro, sono molto tecnologici, basta vedere anche voi quanto avete impiegato, avete investito specialmente in questi locali frequentati dove la tecnologia quasi sempre è proprio all'avanguardia. Prego, e cosa vede? Chi sono questi giovani, Polato? Ci racconti un po' cosa vede, prego. Innanzitutto buongiorno e grazie come al solito per l'invito, saluto tutti gli ascoltatori e chiaramente gli ospiti. Allora adesso dallo spazio passiamo alla terra con i soliti problemi di sempre. Ho sentito i suoi ospiti prima così parlare di i giovani non sono più quelli di una volta e ci terrei a ripeterlo nuovamente perché il problema non sono i giovani o comunque diciamo la categoria più giovane, i problemi sono i genitori, quindi rimanderei un grosso richiamo alla famiglia che secondo me ultimamente è la parte mancante di questa società. I giovani sono sempre quelli di sempre, nascono con la voglia, con un'energia che va convogliata, che va diretta. E non avendo più modelli di riferimento e quindi una famiglia dei genitori presenti, questi ultimi poi demandano a quello che sono le istituzioni, alla scuola, a tutte quelle strutture diciamo che dovrebbero in qualche modo essere di supporto alla famiglia, ma non principale e fondamentale come il nucleo familiare. Quindi le ripeto, i giovani sono quelli di sempre. Le cose che sono cambiate sono i genitori, purtroppo. Il nucleo familiare non è più quello di una volta. Il tempo viene meno, per carità, sempre più dedicati e proiettati ognuno all'amor proprio, ognuno alle proprie carriere, però questo purtroppo viene meno e il giovane, non avendo più i figli, non avendo più dei punti di riferimento, vediamo poi che parliamo tanto delle discoteche, magari a volte di situazioni non piacevolissime. Un mercoledì e un giovedì di un mese e mezzo fa a Treviso, in centro a Treviso, c'erano dei ragazzi che erano ubriachi, ma stiamo parlando di centro, le discoteche non c'entrano niente, nel senso che i nostri sono ambienti protetti, dove ci sono delle persone qualificate, dove i metodi per la sicurezza e tutto quello che riguarda la formazione, insomma, è all'avanguardia, per cui anche noi di questo, le tecnologie, le telecamere, e qui mi unisco alla domanda che mi ha fatto prima, serve moltissimo. Il nuovo confine molto probabilmente saranno dei disgiochi che suoneranno in vari posti del mondo, in ambientazioni incredibili e poi verranno poi divulgate in vari ambienti e quindi la tecnologia fa sempre più parte del nostro futuro, inteso il mondo della discoteca, il mondo dell'intrattenimento. Dottor Polato, quello però che non riesco a capire è che non si riesce a capire la grande preparazione che hanno questi ragazzi con la tecnologia,
Tanto è vero che basta sentire anche come ascoltano la musica, come interpretano la musica, e soprattutto anche voi siete un po' con le spalle al muro, perché non è più il ragazzo che si accontenta della solita musica, sono dei ragazzi e dei ragazzini che bisogna accompagnarli per mano anche con una cultura musicale molto importante. Com'è la situazione, dottor Polato? Sì, assolutamente. Una volta si andava in discoteca o comunque si ascoltava la radio per sentire un pezzo, per sentire un disco. Adesso la fruibilità è possibile in tutti i media, da un computer, da un PC, è molto ma molto più semplice. Il fatto che poi ognuno di noi si possa creare la propria playlist, questa la dice, cioè quelle liste di canzoni dove ognuno mette dentro proprio i propri pezzi preferiti. Per cui per andare a correre, per andare a lavorare, in macchina, c'è la possibilità proprio di personalizzare la musica in ogni contesto, perché anche nella domotica sono previste alcune cose. I giovani chiaramente sono dei grossi fruitori perché si sono trovati fin da piccoli a armeggiare con questi strumenti, e quindi la tecnologia per loro è molto più vicina. Magari noi con il pallone, con i pattini, con qualcosa eravamo molto più veloci, molto più prestanti. Loro con la tecnologia sicuramente, perché fin da piccoli vengono messi a confronto con questi mezzi, perché loro in quell'età chiaramente diventano assolutamente dei fruitori in una velocità esagerata. I gusti sono poi molto frazionati, e in discoteca succede non più come una volta, la possibilità di ascoltare un certo tipo di musica, un certo tipo di situazione, e per questo poi ognuno di noi, ripeto, ha la possibilità, e maggiormente i ragazzi possono attingere a queste tecnologie che danno la possibilità di, in qualsiasi parte loro si trovano nella giornata, di poter attingere a musica. Allora, avvocato Sbubin, una cosa anche che vorrei chiedere a lei: come vede questi giovani con questa nuova tecnologia? Si richiedono sempre delle preparazioni importanti, eppure i giovani ci sono. I giovani, io ho avuto un giovanissimo ricercatore, pensi avvocato, 23 anni, che ha scoperto la stella variabile. E come l'ha scoperta? Non a scuola, non su internet, ma andando all'osservatorio astronomico. E lui ha detto: se io non ci fossi mai andato, Mirella, io la stella variabile non l'avrei mai scoperta, perché non l'avrei scoperta su internet e non l'avrei scoperta a scuola. È stata la passione, quando sono entrata in questo mondo meraviglioso. Ecco, forse iniziare anche a portare questi ragazzi a confrontarsi con queste tecnologie incredibili che abbiamo la fortuna di avere, non sarebbe male. Ecco, cosa dice lei? Cosa dice di questi giovani? Lei è anche mamma, sa di cosa parlo. Ecco, sono intrigati da queste cose, è inutile a dirlo, dobbiamo anche dare dei giocattoli nuovi, non sempre le solite cose. Loro vogliono essere intrigati, vogliono provare, vogliono sbagliare. Esatto. Prego, avvocato. Guardi, io appunto sono mamma di un figlio adolescente ipertecnologico, nuova generazione. Quindi una mamma così, scusi, sa, avvocato. Esatto. Guardi, mio figlio appunto mi chiede satelliti, nuove telecomunicazioni, ma al di là del fatto che ha la mamma che lavora in questo settore, sono molto più sensibili di noi all'innovazione tecnologica, perché sono generazioni tecnologiche, e io sono d'accordo con lei. Guardi, le faccio un esempio che esula dal settore dei satelliti, che riguarda la professione medica. Ho degli amici che hanno mandato i figli a studiare chirurgia negli Stati Uniti, non perché negli Stati Uniti siano più preparati, perché noi abbiamo i medici migliori del mondo, ma perché investono nelle tecnologie, quindi diciamo nella robotica, nei macchinari per la sala operatoria, e quindi i giovani sono attratti dalla parte del progresso tecnologico. E quindi, anche tornando a quello che dicevamo prima, noi abbiamo giovani estremamente talentuosi.
facoltà che formano anche, abbiamo ingegneri aerospaziali, abbiamo ingegneri aeronautici, ingegneri elettronici, che poi però sono costretti a muoversi all'estero perché manca o comunque diciamo l'investimento nella ricerca tecnologica è un po' debole e non è gratificante per i giovani brillanti. Come dicevo prima, adesso è il mercato comunque con questa corsa allo spazio è molto vivo e si continuano a creare start-up. Bisogna anche sotto questo profilo, secondo me, immaginare un sistema di aiuti e di supporti a queste aziende, anche perché guardi Mirella, la mentalità dei giovani sta cambiando, perché mentre prima, come mi ha detto una volta un collega, anche lui General Counsel, un giovane brillante, la prima cosa che faceva era mandare il curriculum per cercare un buon lavoro. Oggi i giovani brillanti cercano di fondare aziende, start-up, cercano di costruire qualcosa e vanno incentivati, aiutati e supportati, proprio per dirle che è un cambiamento di mentalità. Il giovane ormai non cerca più il rapporto prettamente impiegatizio, sono anche pronti a mettersi in gioco, quindi è un momento in cui abbiamo giovani competenti e giovani pronti a mettersi in gioco. Il timore è che poi vengano rapiti da aziende straniere perché magari in Italia pensano di non avere grandi prospettive. Quindi torniamo, Mirella, come diceva lei, e sono d'accordo, al tema degli investimenti anche sulla parte umana. Ma non è forse, avvocato Sgubin, che sia una miopia politica che non riusciamo a superare, perché veramente anche queste guerre che ci sono a forma di leopardo fanno capire l'importanza di investire anche per proteggerti, ma non proteggerti solo con le bombe, proteggerti anche come comunicazione, avere una comunicazione corretta, riuscire ad essere nel mercato nella maniera giusta, nel modo giusto e nel posto giusto, però lo fai anche investendo questo, prego. Assolutamente, allora non a caso quando si parla di difesa, appunto si parla di difesa, gli investimenti che si fanno in ambito difesa sono sempre investimenti finalizzati alla protezione, perché comunque diciamo siamo un paese che ripudia la guerra. Detto questo, gli investimenti tecnologici sono essenziali perché anche le nuove guerre cui accennava lei sono guerre prettamente tecnologiche. Guardi Mirella che ci si mette un attimo a violare i sistemi di sicurezza di un aeroporto e fare un disastro, oppure esfiltrare i dati di una banca e mettere in ginocchio un sistema bancario di un paese. Quindi investire nella tecnologia e investire anche poi in quella che è immediatamente collegata a tutta la parte di cyber security, su cui ci sono giovani preparati assolutamente, perché poi le università offrono anche nuovi corsi, è fondamentale per un paese. Non dimentichiamo che comunque la ricerca e l'innovazione oggi che diciamo c'è questa corsa alla tecnologia, anche sotto il profilo politico, rappresentano un elemento importante nel posizionamento internazionale. E infatti io concordo anche con quello che diceva rispetto al lavoro che si sta facendo adesso tramite la Premier. Non ne do un giudizio politico, assolutamente. Sto dicendo che però è un momento in cui l'Italia ha sicuramente maggior visibilità a livello internazionale rispetto al passato. E la tecnologia è uno, perché si parla tanto di satelliti? Perché oggi entrare in questo mercato e avere ruoli e alleanze strategiche ci consente di essere sui tavoli che contano, altrimenti Mirella siamo condannati, ma lo dicevamo anche le altre volte, a rimanere spettatori. Sì, in effetti rimanendo spettatori non fai crescere il paese di sicuro. Certo, anzi, e poi i giovani. Sei subordinato. Ma questo Elon Musk è un genio oppure è riuscito a entrare nel momento giusto, nel posto giusto? Perché io dico sempre, avvocato Sgubin, che tu puoi essere bravo, bello e buono, ma se non hai una dose di fortuna e non riesci a entrare nei famosi circhi magici anche della politica, non vai da nessuna parte. La grande economia, devi entrare là per fare quello che vuoi fare, però dobbiamo anche dire che è arrivato prima di tutti, tanto è l'uomo più ricco al mondo. Prego.
Allora, anche lì la fortuna ci deve trovare pronti, quindi solo la fortuna non basta e solo la genialità, se non incontra l'occasione, può rimanere inespressa. Quindi indubbiamente è un uomo di grande visione, è un uomo, diciamo, definirei in modo, diciamo, non nell'accezione negativa, spregiudicato, lo dico nel senso, ecco, un uomo estremamente determinato nel perseguire i propri obiettivi. Sicuramente va detto che ha anticipato ciò di cui oggi si parla. Lui ha investito in satelliti in momenti in cui noi ancora stavamo parlando del 5G, della copertura, quindi sicuramente ha avuto una visione. Però Mirella, non dimentichiamo che, come dicevo prima, il sistema americano è un sistema molto più snello rispetto a quello italiano ed europeo, dove c'è un sistema regolatorio molto più complesso e a volte è disincentivante. Negli Stati Uniti c'è un sistema normativo estremamente più elastico, diciamo così, che consente a persone talentuose con visione di fare investimenti in modo rapido e di crescere rapidamente. Non dimentichiamo che noi abbiamo come tradizione culturale, che è la nostra forza perché ci rende un paese estremamente civilizzato dal punto di vista culturale, ma a volte rimaniamo imbrigliati in sistemi autorizzativi, concessori, lungaggini burocratiche che di fatto ci paralizzano. In tutto questo abbiamo, come le dicevo prima, anche appunto una cornice normativa europea che non ci consente di muoverci in autonomia. L'Italia con la Francia da sempre ha probabilmente, non so se l'avete mai sentita nominare, però ne abbiamo parlato in diverse sedi, la Space Alliance, che sono degli accordi istituzionali tra Italia e Francia. Quindi ecco, noi ci muoviamo nell'ambito di regole più complesse rispetto a quelle del sistema americano. Pertanto persone come Elon Musk, che hanno la visione, l'aggressività, mettiamola così, e un sistema che ti sostiene, è chiaro che mettono l'acceleratore e ti sorpassano. Sì, e loro possono accelerare mentre noi siamo sempre in frenata, non so il perché, ma siamo sempre in frenata, anche se le idee buone prima di arrivare, se non fai parte dei cerchi magici, hai voglia di arrivare. Abbiamo Leone da Trebasele, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora io voglio dire che non ho niente in contrario ad andare nello spazio, anzi sarebbe il mio sogno di andare sulla Luna e guardare la Terra. Però mi pongo degli interrogativi. Intanto, prima di tutto, quanto inquinamento si produce ad andare nello spazio? Perché siccome che sono sempre le mie mucche che inquinano il pianeta, vorrei dire che magari è chi lancia questi missili nello spazio che un po' di inquinamento fa, oltre agli aerei e tutto il resto. Perciò io penso che sarebbe un po' ora di pensare che andare nello spazio va benissimo, il fatto di non inquinare. Secondo, tutti questi satelliti che vanno lanciati nello spazio e poi diventano vecchi, obsoleti e restano là, non è che a furia di mandare satelliti finiremo che saremo intrappolati e non potremo più uscire dal nostro spazio terrestre. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Avvocato Sgubino, sarà il caso di fare una raccolta differenziata anche per quanto riguarda lo spazio, perché faremo la raccolta differenziata anche nello spazio. Prego Avvocato. Guardi, la domanda è non solo pertinente ma estremamente attuale. Devo fare prima un passaggio indietro dicendo che uno degli aspetti più discussi e dibattuti nell'ambito, diciamo, spaziale è proprio il discorso dell'inquinamento aerospaziale, che è di due tipi. Innanzitutto le emissioni che vengono generate, che è quello un po' più intuitivo. Il secondo è il tema dei satelliti a fine vita. Quindi abbiamo un tema effettivamente, viste le migliaia di satelliti in orbita, un tema di inquinamento spaziale. Ma che succede, Mirella? Purtroppo manca una normativa compiuta in ambito spaziale. Finora si è sempre utilizzato come rinvio la normativa sulle acque internazionali.
quindi si è sempre usata la disciplina che si usa per le navi nei mari. Tuttavia c'è un problema innanzitutto di sicurezza, cioè se un satellite cade, se c'è una collisione tra satelliti, di chi è la responsabilità? Del paese che ha lanciato? Se ne deve occupare il paese su cui transita il satellite? Perché una volta che il satellite aggancia l'orbita, esce dallo spazio aereo del paese che ha lanciato, andando in orbita gira, quindi potrebbe anche essere che un satellite lanciato dagli Stati Uniti abbia una collisione con un altro satellite da tutt'altra parte del mondo. E ci possano essere anche detriti, quindi non solo inquinamento ma anche un tema di pericolosità. 2, il tema di chi è responsabile, qual è il paese responsabile poi della pulizia, del recupero dei satelliti a fine vita. E questo è un tema molto dibattuto perché mancando una disciplina compiuta sulla gestione dello spazio, ad oggi Mirella è un far west, veramente un far west, quindi abbiamo dei satelliti che ormai per generazione andranno a breve a fine vita e ci sarà effettivamente un problema, senza contare il tema delle emissioni. Ma mi faccia dire, quello con le nuove tecnologie sarà sicuramente più contenuto. I veri problemi sono quelli del traffico spaziale, quindi il rischio di collisione sempre più alto, con eventuale caduta di detriti o quant'altro, e in subordine poi il recupero dei satelliti a fine vita, perché comunque costa andarli a riprendere. Avete capito? Tutto a un prezzo purtroppo, anche la pulizia dello spazio, bisogna investire. Allora adesso invece io vorrei, lasciamo riposare anche l'avvocato Sgubin che ha anche un problema anche di voce questa mattina ma è sempre presente come vedete, sempre nel pezzo. Allora io chiederei invece al dottor Franco Polato come vede questo il nuovo codice della strada, ecco non si può più bere, ho paura di bere, ecco io vorrei proprio dal suo osservatorio capire come funziona dal momento che è andato che è stato messo proprio a regime. Prego. Non le nascondo che da quando è entrato in vigore il nuovo regolamento, il nuovo codice della strada, sia passato, sono passate delle informazioni sbagliate e il consumo di superalcolici all'interno dei locali è diminuito nell'arco di un paio di mesi del 50% circa. La linea del sindacato che sposo appieno è quella sostanzialmente, secondo noi, addirittura che chi beve non deve proprio guidare, non ci sono parametri, tolleranze, limiti o quant'altro. La strada, secondo me, per poi andare oltre a tutte queste cose qua, se bevi non guidi, punto, fine. Quindi è molto, molto semplice. Non le nascondo appunto che a livello nazionale c'è stato un taglio drastico nei consumi di superalcolici all'interno dei locali proprio perché è passato un concetto sbagliato, nel senso sembra che siano cambiati i tassi, i parametri. No, assolutamente, le cose che sono cambiate sono le sanzioni, cioè se uno prima la multa era di 10 adesso deve spendere 20 e quindi soprattutto poi nei neopatentati e quant'altro, per cui è una linea che noi condividiamo in maniera totale e ci rifacciamo appunto al fatto che se uno beve non deve guidare sostanzialmente. Dottor Polato, diciamo la verità, non è che questi ragazzi bevono un po' troppo, cioè io riesco a capire che è un'età dove alzi l'asticella, questo fine settimana, questa voglia anche di provare un'adrenalina anche bevendo questi sciottini, ecco, però non è il caso di fare tutti una riflessione, di cercare di capire che bisogna limitare un po' questo uso di questi alcolici, superalcolici come ha detto lei, ma soprattutto anche di capire che tutti quanti noi dobbiamo fare qualcosa. Non è possibile avere questi ragazzi che tra alcol e droga a 18 anni hanno perso il loro senso della vita, girano col pannolone, si sono bruciati il cervello. Cioè non è che forse tutti assieme dobbiamo capire che la moderazione, ma soprattutto la prevenzione dobbiamo farlo un po' tutti, compresi voi. Cosa dice avvocato, dottor Polato?
Sì, assolutamente, no, mi trova pienamente d'accordo. La ludopatia e l'abuso di alcol nelle giovani generazioni è sicuramente un problema. Mi rifaccio però all'esordio di prima, ovvero sia il grande problema sono le famiglie, secondo me. L'anello mancante che viene a mancare oggi sono le famiglie, sono i modelli di riferimento, perché da noi vengono, e noi abbiamo del personale preparato e sa che se vede una persona alterata in ingresso non lo fanno entrare. Se poi la persona alterata viene al bar e vorrebbe bere, noi per legge non dobbiamo dar da bere. Cioè ci sono un sacco di cose, un sacco che noi mettiamo in campo, facciamo delle campagne anche importanti. Con il nostro Luca Zaia siamo impegnati in una campagna molto importante, io con l'USL di San Donà lo stesso portiamo avanti un'importante campagna con i ragazzi che prima di entrare nella discoteca fanno l'alcol test, se poi escono e non hanno bevuto vinceranno un biglietto per entrare la settimana dopo, quindi di attività direi che ne facciamo, non è mai troppa, sostanzialmente non è mai troppa, comunque riusciamo a farne. La cosa, ripeto, secondo me, e ritorno lì, è il controllo da parte dei genitori e delle famiglie, perché poi se vediamo dei ragazzini che vengono dati in mano delle macchine, dei bolidi a 20 anni e poi chiaramente vanno a schiantarsi lì, dobbiamo tutti chiederci il perché. Molto probabilmente stiamo dando a questi ragazzi un po' troppa libertà, no? E per carità, costruire un rapporto, sono padre anch'io, costruire un rapporto con il figlio è doveroso, però noi rimaniamo sempre e comunque degli educatori, non siamo degli amici, siamo dei genitori e dobbiamo mantenere secondo me queste posizioni. E volevo ritornare, lo so che non è bello come ricordo, però qualche mese fa in centro a Treviso, un giovedì sera alle 17:18, c'era una banda di ragazzi che erano ubriachi e drogati e uno purtroppo ci ha rimesso la pelle, ed erano in centro a Treviso, in una strada, in un centro storico, quindi le discoteche non c'entrano niente, perché sfattiamo un po' il mito che siamo brutti e cattivi, perché nelle discoteche succedono da sempre, la gente balla per festeggiare un matrimonio, la gente balla per festeggiare un evento, una nascita, per cui da sempre la gente ha ballato, è un modo, è un rituale. Maggiormente negli ultimi periodi poi ci vuole questa voglia di aggregazione, questa voglia, ed è già giustissima, anche se, ripeto, in questo momento le discoteche in termini di business non vivono un grandissimo momento, perché rifaccio alle parole che diceva l'ospite, e forse molto probabilmente noi non ci siamo più rinnovati come contenuto nella discoteca. Succede che alle 10:30, 11, mezzanotte si riempie una pista, c'è un disc jockey, una liturgia abbastanza vecchia, consolidata. Noi stessi, ripeto, che dobbiamo metterci per primi in questione, non abbiamo saputo dare dei contenuti nuovi all'interno della discoteca. La tecnologia, secondo me, ci darà, la vecchia discoteca è rimasta. I nuovi gestori o i gestori che riusciranno a contraddistinguersi nel mondo della notte saranno quelli che faranno grosso uso di tecnologia, quindi ci sarà un DJ set importante e famoso a Rio de Janeiro che verrà visto in streaming un po' dappertutto. All'avvocato Sgubin, ecco, con questo telespazio, con queste comunicazioni e con questi satelliti, perché vede che si arriva sempre là se vuoi essere nel futuro presente. Però quello che io voglio anche capire, avvocato Polato, è vero quello che dice lei, però è anche vero che, come nel mondo del volontariato che ho detto prima, dobbiamo anche capire chi fa cosa e chi è. Perché se tutti facciamo tutto, alla fine non riusciamo ad arrivare a niente. Ci sono buone discoteche, ma ci sono anche cattive discoteche, e l'abbiamo visto, ci sono stati anche dei morti nelle discoteche, non solo per l'alcol, ma anche per le centinaia e centinaia di persone che c'erano all'interno, senza sicurezza. Ecco, capisce per quando ho detto prima che la prevenzione si fa tutti assieme, ognuno il suo, perché non è possibile. Andiamo a vedere anche cosa
cosa ha detto anche Giannino Venerandi, che fa parte del SILB, anche sull'uso dell'alcol, ecco, e sui parcheggi. Andiamo a sentire, poi commentiamo. Sì, assolutamente sì. Il problema di prendere, diciamo, di bere parecchio nella discoteca è diventato difficile, perché bere in discoteca ha un certo costo. Parliamoci chiaro, ha un certo costo bere in discoteca, perché un cocktail va dai 10 ai 15 euro, 20 euro a seconda poi di cosa uno prende. Quindi, diciamo, tra virgolette, esagerare in termini di costi in discoteca costa parecchio. Sappiamo oggi, bene o male, insomma, che l'utenza di un certo tipo non ha moltissimi soldi. Quindi cosa succede? Succede che noi nei nostri parcheggi alla fine delle serate troviamo i parcheggi pieni di bottiglie. Allora andiamo a vedere questo servizio, devo correre, se no non ce la faccio. Andiamo a vedere il servizio del quale si parlava anche col dottor Polato. Fanno scorte nelle macchine, e soprattutto i più giovani, chiaramente, perché è più una moda questa, che poi vanno a consumare spesso nei pressi dei nostri locali, perché da noi comunque acquistare una bibita costa. Gli alcolici li portano direttamente loro per berli un po' prima di entrare in discoteca, un po' una volta usciti. Un fenomeno divenuto talmente diffuso da convincere la famiglia Venerandi a spostare un agente della sicurezza direttamente in parcheggio. Personale di sicurezza che verifica che i ragazzi non facciano questo uso. Insomma, chiaramente è difficile perché gli spazi all'esterno dei nostri parcheggi sono pubblici e non possiamo più di tanto intervenire. Comunque, assieme alle forze dell'ordine abbiamo un ultimo controllo che facciamo chiamando anche l'intervento quando è necessario. Gli effetti del nuovo codice della strada per ora non si vedono nelle discoteche e nelle sale da ballo, orfane, come afferma l'imprenditore della Movida della Marca, del divertimento della domenica pomeriggio. Un appuntamento fino ad una decina di anni fa immancabile, oggi soppiantato da altre forme di divertimento, dalle sfide in piazza tra centinaia di giovani chiamati a raccolta dai social network alle feste abusive dove ogni limite è facilmente aggirato. Hanno magari altri interessi, altre mode da seguire. Da noi vengono magari in certe occasioni, che può essere un evento per i giovani, giovanissimi, la studentesca o cose del genere, ma la domenica pomeriggio di un tempo purtroppo, ahimè, è sparita. Un altro fronte che sta mettendo a dura prova locali e discoteche è l'avvento della trap, musica che ha spopolato sui social, accessibile proprio dal web ai più giovani. Chiaramente noi siamo un po' succubi anche delle richieste dei ragazzi, che vogliono quelli, non vogliono nessun altro, quindi siamo costretti a fare anche forzatamente delle volte degli eventi con questi nomi. Io ne ho fatto uno di recente con Tony F. Precursori delle campagne shock sulla sicurezza stradale del bere consapevole. La prima auto incidentata apparve fuori dall'Odissea. Era il 2019 a benedire l'iniziativa il governatore del Veneto Luca Zaia, che proprio in quel luogo aveva lavorato come PR. È un problema sociale che non possiamo debellare noi, però noi facciamo la nostra parte. Sì, infatti io col presidente Luca Zaia penso di essere stata la prima che ha fatto sicurezza stradale nelle strade. Se glielo chiede dottor Polato se lo ricorderà benissimo, facevamo il giro delle discoteche, facevamo scrivere ai ragazzi cosa non funzionava e cosa funzionava, cosa avrebbero voluto. Abbiamo fatto dei test importantissimi, eravamo con le forze dell'ordine sulla strada e io ne so qualcosa di quello che ci siamo impegnati. Poi all'improvviso è caduto tutto, non c'è stata più la volontà di andare avanti, di proseguire, di investire su questo. Io mi ricordo la motorizzazione civile, l'ingegner Trotta, quanto si era speso per far capire l'importanza del trasporto anche per le discoteche, e invece veramente gli hanno addirittura cambiato il ruolo, ecco, non ricopriva più quel ruolo là. Quando cerchi di alzare l'asticella per la sicurezza non ce n'è per nessuno. Pensi che già allora portavamo a casa i ragazzi col taxi, non pagati dal popolo italiano, ma pagati quei locali da ballo con i ristoranti che mettevano a disposizione questa cosa. Avevamo fatto un buon lavoro, naturalmente poi qualcuno ha cercato di azzerare tutto e colpire anche quello che stava funzionando. Capisci che quando cerchi di fare prevenzione poi non ce n'è per nessuno, perché il business è un altro, il business è la droga, è l'alcol, dobbiamo parlarne di questo, è la velocità.
è quella velocità. Come commenta, dottor Polato, soprattutto questa prevenzione che a parole, ma poi nel fatto non viene attuata, non c'è niente da fare, perché tanto vado al supermercato e mi prendo le bottiglie, qual è il problema? Me le metto nel bagagliaio e poi me le bevo prima di entrare in discoteca oppure anche quando esco. Capisce che non c'è la volontà di fermare, perché è troppo un grande business, dobbiamo dire la verità, è troppo un grande business. Prego Polato. Sì, assolutamente, da parte nostra, da parte del sindacato, è una delle priorità assolutamente. In effetti, come le dicevo, su Jesolo noi abbiamo l'Emobus, è un'iniziativa che portiamo avanti ogni estate insieme all'amministrazione e pagato da tutti i gestori locali, che c'è quest'autobus, questa linea che porta in giro i ragazzi la sera, perché poi si innesca l'altro problema che non ci sono i taxi per potersi muovere, no? In qualsiasi parte del mondo uno sa che la sera può uscire perché troverà un taxi e purtroppo c'è la carenza poi di poterlo fare in autonomia. Col presidente Zaia quella volta, proprio i taxi pagati naturalmente dai locali e dai ristoranti. Capisce che si era fatta qualcosa, avevamo visto lungo. Però poi se non si continua si perde tutto. Metto la macchina ma dopo la tolgo e non mi ricordo più. Io l'ho invitata anche, dottor Polato, perché noi stiamo facendo un'iniziativa proprio con questi genitori che hanno perso il loro figlio, di mettere l'airbag obbligatorio ai motociclisti. Visto che la tecnologia, come ha detto l'avvocato Sgubin, ha fatto passi da gigante, noi cerchiamo di fare questo. Stiamo raccogliendo firme nei comuni con i sindaci per arrivare in Europa, non in Italia ma in Europa. È là che vogliamo giocarci questa carta e volevo chiedere se era possibile anche con lei fare questa raccolta di firme nelle discoteche, perché i giovani morti con i motorini, con le motociclette, oltre alle macchine, ma specialmente con questo mezzo, è incredibile. E soprattutto siccome abbiamo questa protezione che costa tantissimo, ma perché se ne vendono pochi, qualcuno non se la mette addirittura, se invece è obbligatoria forse possiamo farcela. Guardi questo servizio, poi mi risponde. Siamo appunto con questa raccolta che, come Apribandiera, è l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, con la Presidente Giuseppina Cassaniti, per far capire che abbiamo la tecnologia ma dobbiamo obbligarla, perché siamo fatti così, non c'è niente da fare, bisogna solo obbligare, allora forse funziona. Cosa ne pensa, dottor Polato, di questa iniziativa? Assolutamente favorevole, poi sfonda una porta aperta, io sono poi rientrato dal Motobike Expo, per cui sono motociclista da sempre, per cui è una priorità per me. La sicurezza in strada, e tantomeno appunto perché poi come sindacato tutto quello che riguarda la sicurezza è sempre stato il nostro cavallo di battaglia. Trova una sponda assolutamente aperta per quanto riguarda la raccolta di eventuali firme, di iniziative di questo tipo, perché ripeto, la sicurezza per noi è al primo posto e il cliente deve essere un cliente sicuro sia quando arriva e poi quando sta all'interno dei nostri locali. E poi un'altra cosa ci tenevo a dire, signora Mirella, visto le rubo un altro secondo, la nostra grande problema adesso, la grande guerra che noi stiamo facendo è all'abusivismo. Cosa vuol dire abusivismo? Vuol dire che si balla in posti dove non sono sicuri, non sono certificati, dove non c'è stata una commissione che ha vigilato, e io ho diverse segnalazioni che sto portando avanti, perché ripeto, il personale dà da bere ai ragazzi anche se non sono preparati, danno da bere non a maggiorenni, in barba a tutte le normative fiscali, in posti angusti, in soffitte, in scantinati, dove l'evacuazione può diventare veramente un serio problema, un serio rischio. E
fa una concorrenza sleale a tutti quei locali che pagano le tasse, che danno da lavorare e che fanno tutte le cose insomma che devono fare, per cui mi trova sostanzialmente d'accordissimo, e se possiamo essere d'aiuto a quella campagna che lei sta portando avanti, ben venga. La ringrazio, dottor Polato, perché come ho detto prima bisogna fare squadra, ecco, bisogna capire l'importanza della vita, non ce n'è per nessuno, ma se abbiamo la tecnologia, ha visto questo airbag, ma ce ne sono anche altri, mettiamoli, qual è il problema? Non è possibile che se si vede il casco giallo si deve vendere il casco nero, viola, arancione, se è il giallo che si vede bisogna mettere il casco giallo, perché questa è la realtà, invece funziona così, quando c'è un business si supera tutto, ecco, l'importante è fare business, non la sicurezza delle persone, la vita delle persone. Ma cosa vai a dire a questi genitori che hanno perso i loro figli perché non avevano l'airbag? Forse, non si sa, ma forse se l'avessero avuto indossato, forse magari non sarebbero morti, chi lo può dire? Ma siccome non l'abbiamo messo non possiamo neanche dire che non funziona. E invece anche qua sa qual è il problema, dottor Polato? Che ognuno va dalla propria parte, sempre per la visibilità, sempre perché io sono il più forte, invece noi stiamo facendo squadra con questi genitori che si sono rimboccati le maniche, che sono loro che vanno nei comuni a raccogliere le firme sulle strade, sulle piazze, e perciò tanto di rispetto e di cappello a queste figure che nonostante questo dolore che non passerà mai, riescono a capire l'importanza di farlo per mettere a sicurezza altri ragazzi e altre famiglie. Allora, avvocato Sgubin, come ci saluta? Ormai l'ora è andata, prego. Ma guardi, io sono d'accordo appunto da mamma di figlio adolescente con le considerazioni fatte, quindi esco dal mio settore e concordo con quello che diceva l'ospite con la lettura. Secondo me alla base va fatta, a parte appunto come parlavamo, come dicevamo prima, come dicevate poco fa, anche un discorso anche qui sotto il profilo tecnologico, airbag e quant'altro, anche un tema di investimento sociale nei giovani. Leggevo qualche tempo fa un articolo di giornale che diceva che i giovani poco stimolati sotto il profilo culturale e sociale chiaramente cominciano a dedicarsi all'alcol e quant'altro. Quindi secondo me, Mirella, il tema è sempre lì, i giovani vanno ingaggiati, vanno tenuti interessati, tenuti attivi, altrimenti purtroppo la noia o diciamo la poca voglia di fare, di crescere porta ad avere comportamenti che poi mettono a rischio la loro vita, perché poi si comincia a bere, si comincia a non avere più grandi obiettivi se sei demotivato, e i giovani vanno comunque sempre motivati anche ad aver cura di se stessi. Avvocato Sgubin, se lei fosse attorno a questo tavolo, lei tante volte, io mi ricordo le sue parole, ha detto io mi siedo attorno a dei tavoli, delle volte dico ma da dove vengono questi qua? Di sicuro dalla luna no, perché lui conosce lei, però sono degli incompetenti numero uno. Quanto è importante invece sedersi attorno a un tavolo con persone competenti che capiscono l'importanza degli investimenti anche nel futuro? Prego. È essenziale perché innanzitutto accelera. Perché guardi Mirella, io ho imparato, ormai sono più di 20 anni che faccio questo mestiere, che le persone che non hanno competenza si mettono in una posizione conservativa e quindi dicono no, o comunque rallentano, perché quando non padroneggi una certa materia tendi, diciamo, ad approcciarti in modo conservativo, diciamo così, ecco, perché tendi a rimanere nella tua comfort zone. Quindi la competenza è alla base anche della rapidità d'azione, perché la competenza ti dà l'apertura, la visione e velocizza. E poi, diciamo, cerchi di ridurre il rischio di errore in un accordo, in una modifica normativa o quant'altro. Più sai di cosa parli, più sei in grado di parlarne in tempi rapidi e in modo efficace. Grazie veramente, grazie all'avvocato Cristina Sgubin, presidente di Telespazio, che ha fatto capire che tutti presidente noi... magari. Io l'ho già eletta presidente, pensi lei? Comunque una delle figure più importanti di Telespazio, questa è la verità, ve lo dice la Mirella. Però è una donna. Lei è molto, avete visto che pacata che è l'avvocato Sgubin, ecco, sta più sulle retrovie che davanti, invece è un numero uno veramente di Telespazio. Grazie Mirella, grazie. Io. Grazie.
grazie a lei invece, avvocato Sgubbin, e speriamo che l'importanza dell'investimento anche nelle comunicazioni sia fondamentale, perché dovremo arrivarci prima o poi, perciò complimenti e sempre grazie. Sentiamo invece come ci saluta, però prima di salutare invece il dottor Franco Polato, che ringrazio anche per la disponibilità, lo dirò a questi familiari e a queste associazioni, dottor Polato, della sua disponibilità, e penso che saranno veramente soddisfatti. Andiamo a vedere invece questo DASPO nella Movida, andremo a Padova, una città veramente importante, perché qualcuno si deve pur muovere. Andiamo a sentire. Preso a pugni per aver preso le difese di una ragazza che era stata importunata durante una lite in discoteca, la vittima dell'aggressione è un 21enne di Este. L'episodio di violenza è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella discoteca Radio Londra della cittadina della Bassa Padovana. Il giovane aveva notato una ragazza che veniva insultata da un esagitato durante un'accesa lite nei bagni del locale ed era intervenuto per mettere fine alla discussione, allertando anche la vigilanza della discoteca. Il buttafuori aveva così allontanato il violento e la storia sembrava essere conclusa. La ragazza infatti era tornata a casa provata ma fortunatamente illesa. Ma il 21enne poco dopo, mentre era ancora all'interno della discoteca, è stato raggiunto e avvicinato da due ragazzi nordafricani che lo hanno colpito con dei pugni in faccia, tanto da procurargli ferite al labbro curate in pronto soccorso, il tutto per vendetta. Il pestaggio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Este che hanno raccolto le testimonianze di tanti presenti che hanno assistito alla violenza. I due aggressori, descritti come due giovani nordafricani piuttosto corpulenti, invece si sono dileguati rapidamente. In queste ore il 21enne, dopo gli accertamenti in ospedale, ha presentato la denuncia in caserma. Direi proprio che parliamo di tecnologia ancora, benedette telecamere, se non ci fossero dovremmo inventarle veramente. Voi investite molto anche su questo. Prego, dottor Polato, e come ci saluta? Sì, assolutamente, abbiamo un protocollo con le varie prefetture riguardo alla tecnologia, perché devono essere di supporto, e quindi noi da subito, insomma già da anni, abbiamo adottato nei nostri locali grandi sistemi di tecnologia e quant'altro. Il problema che qua vediamo sono futili motivi, e poi c'è l'altro grande problema, che sono quelle delle etnie. Ogni etnia fa squadra e si scontra con le proprie etnie, perché c'è un disagio appunto giovanile alla base, c'è un grande disagio. Non è semplice, perché sono le nuove generazioni, ci sono le etnie che poi fanno squadra, chiaramente, come le baby gang, mediamente insomma sono poi divise per etnie. Sono i giovani che ci mandano un disagio, hanno bisogno di essere guidati, hanno bisogno di riferimenti sani, buoni, e cerchiamo tutti quanti insieme di portare avanti il discorso della prevenzione. Sicuramente le rinnovo la mia ampia disponibilità a portare avanti il progetto, e la cosa sostanzialmente è, dopo tutto questo di cui abbiamo parlato, andiamo a ballare, andiamo a divertirci anche ogni tanto. Bravo dottor Polato, andiamo a divertirci, andiamo a ballare, che il ballo fa benissimo, il movimento fa bene, e forse anche questa obesità di bambini piccoli che poco se ne parla, forse anche iniziando a ballare, a farli ballare, forse si muoveranno anche meglio e saranno anche meno cicciottelli, perché ai genitori piace Cicciobello, ma ai pediatri no di sicuro. Perciò grazie dottor Polato, buona giornata anche a lei, buona giornata, pubblicità. Andiamo a vedere quella che è stato ieri, questa giornata della memoria importante. Andiamo a Belluno, poi presento l'ospite.
C'è uno studio dell'ISBREC, l'Istituto Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea, firmato dagli storici Adriana Lotto e Enrico Bacchetti, che fotografa il numero dei deportati nei lager fra l'Italia, la Germania e i suoi paesi alleati. Sono stati circa 10.000 i bellunesi caduti nelle mani dei feroci criminali nazifascisti, 4.500 militari catturati dopo l'8 settembre, fra 1.600 e 1.800 deportati politici, 2.500 lavoratori coatti, 2.000 dei quali portati in Germania già nel 1938, in base agli accordi con l'Italia, e poi i precettati e i rastrellati dal 1944 in poi. La giornata della memoria ricorda anche loro, oltre agli ebrei stranieri, 181 i rifugiati in provincia di Belluno dal 1941, catturati dopo l'8 settembre, in 52 morirono nei campi di sterminio. Credo che ricordare sia importante, perché vuol dire dare voce a chi non ha potuto raccontare la propria storia, e sicuramente attraverso la memoria rifar rivivere i loro nomi, i volti, ma anche le loro storie. Il Comune di Belluno con la Prefettura, per ragioni organizzative, hanno posticipato al 28 gennaio la celebrazione della Giornata della Memoria, che sarà onorata con un evento a Palazzo dei Rettori. Alle 18 verranno consegnate le medaglie d'onore a 2 deportati nei lager nazisti, che quindi hanno subito il peso di quella prigionia sul proprio corpo. Verranno consegnate nelle mani dei rispettivi figli, e sarà poi un momento emozionante, perché verranno anche raccolte delle testimonianze, delle memorie di ciò che è stato. Medaglie d'onore saranno consegnate a Laura Pellegrini, figlia di Mario, internato dal 43 al 45, e a Enrico Ghinato, figlio di Vito, a Dachau dal giugno 44 all'aprile del 45, perché la memoria è un dovere di tutti, per le istituzioni un dovere di servizio verso la comunità, far conoscere e riflettere sull'abominio della Shoah e delle leggi razziali. È un compito davvero di politica con la P maiuscola, perché dobbiamo rivolgerci al passato affinché quegli eventi così tragici non si ripresentino oggi, anche se purtroppo oggi stiamo registrando dei fermenti che non sono assolutamente accettabili. E ringrazio veramente Silvia Della Colletta, Presidente Associazione Vittorio Veneto Ebraica, di essere qui con noi. Grazie a voi. Veramente Presidente, per questa visita così importante che abbiamo la fortuna di avere questa mattina. Saluto anche Martina Varini, mamma di Leonardo, collegata da Piazzolla sul Brenta. Ciao Martina, come stai? Ciao Mirella, grazie, bene, grazie ancora dell'invito, è sempre un piacere essere in trasmissione con te, con la tua ospite e con tutti quelli che seguono Rete Veneta. Grazie cara Martina, ti ringrazio veramente, poi ti dirò perché ti ho invitato. Certo, allora partirei proprio dalla Presidente Silvia Della Colletta. La giornata della memoria, la giornata del ricordo, sì è vero, però è anche vero che sono talmente tanti i morti e talmente tanti che forse dovremmo ricordarli molto di più, dovremmo essere molto più presenti nelle scuole. Io qui, Presidente, ho i biglietti che hanno scritto questi ragazzi dell'Istituto Coletti di Treviso, che ieri ho avuto ospite con la loro dirigente, ma ho avuto anche l'Istituto Sansovino con questi ragazzi che li ho fatti parlare. Loro sono intrigati, e l'Istituto Sansovino è andato ad Auschwitz e loro hanno toccato con mano quella che è la realtà. Qualcuno addirittura ha detto: io sentivo l'odore, mi sentivo l'odore. Qualcun altro questo silenzio che ti distrugge, che ti fa capire che forse vedi qualcos'altro che non avresti mai immaginato. Però dobbiamo toccare con mano, dobbiamo essere noi i protagonisti quel giorno per toccare e per rivivere le situazioni che vediamo magari o ci raccontano nei libri. Prego, se ce la raccontano. Ecco, allora, il silenzio è assordante, no? Sembra un controsenso, in realtà è un silenzio assordante. E li capisco questi ragazzi che si sono trovati di fronte per la prima volta a uno scenario, insomma, atroce. Allora, noi siamo una piccola associazione, Vittorio Veneto Ebraica, che è nata, se mi mandano anche la regia adesso manda... vediamo anche le immagini, sì, certo. Ecco, è nata diciamo, attiva dal 2016 proprio per la memoria e per ricordare ciò che è stato. Noi partiamo per esempio dalla cultura, siamo un'associazione culturale, quindi senza scopo di lucro, partiamo dalla cultura, perché l'antidoto è far conoscere. Intanto vediamo le foto, Presidente, esatto, che poi commenteremo, sì, ma intanto a casa guardano, sì, prego. Esatto, l'antidoto è far conoscere, far capire, ecco, più sai libero.
Questa è abbastanza facile da intuire anche. Quindi noi ricordiamo il contributo che questi ebrei hanno dato alla comunità di Ceneda per 400 anni e alla comunità di Serravalle per 150 anni. Ma non ci fermiamo lì, parliamo anche del resto del Veneto, parliamo di cultura ebraica. Ecco che vedo inizia proprio del giorno della memoria, vedo sul monitor anche l'inizio del PowerPoint. Allora, come vedete, siamo il Circolo Culturale per la conservazione di Vittorio Veneto Ebraica. Quel termine conservazione deve dirci qualcosa di più. Ecco, allora noi siamo, come dicevo, senza scopo di lucro, attiva dal 2016, ecco, possiamo andare avanti. I nostri obiettivi, veda, gli obiettivi sono far conoscere la storia del popolo ebraico, la storia e il contributo culturale, sociale e economico di quella che fu la comunità ebraica di Vittorio Veneto e delle comunità del Veneto. Poi possiamo anche andare avanti e combattere l'ignoranza, la disinformazione e l'antisemitismo. Qui apro una piccola parentesi perché oggi si dice no, io non sono antisemita, sono antisionista. È anche peggio. Innanzitutto non sanno cosa vuol dire sionismo. Ecco, Sion è quella collinetta, no, che c'è a Gerusalemme. Ecco, il sionismo è un'ideologia che è stata elaborata a fine Ottocento da Teodoro Herzl e che vuole appunto questo ritorno, questa memoria, proprio il ritorno sarebbe proprio a Sion, quindi a Gerusalemme. Questo è di qui poi è iniziato pian piano, diciamo, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, un esodo verso la terra, insomma, dei padri, dove peraltro da sempre esistevano comunità ebraiche, non se ne sono andati con la diaspora del 70 d.C., sono sempre rimaste lì. Ecco, poi che cosa facciamo? Organizziamo concerti, spettacoli teatrali, conferenze nelle scuole, spesso mi chiamano proprio nelle scuole di Vittorio Veneto, ma non solo, presentazioni di libri, manifestazioni istituzionali, come il giorno della memoria, ma anche la giornata europea della cultura ebraica, visite guidate all'area dell'ex ghetto di Ceneda. Le immagini che avete visto, diciamo, che fanno vedere alcune parti della città, sono proprio, diciamo, ciò che rimane della memoria dell'ex ghetto ebraico, perché era stato istituito intorno al 1679 diciamo, il ghetto di Ceneda. Anzi 1639, perché era l'allora vescovo Benedetto De Luca, esatto, sì. Abbiamo avuto grandi personalità, vedete le immagini che girano. Lorenzo da Ponte, chi non ricorda il famoso librettista di Mozart, no? Così fan tutte, il Don Giovanni, eccetera. Ecco, Lorenzo da Ponte è nato a Vittorio Veneto, è nato a Ceneda. Oggi fa parte di Vittorio Veneto. Abbiamo messo anni fa anche una bella targa sulla casa natale che è stata individuata. Alberto Gentili, grandissimo compositore. Alberto Gentili è stato colui che ha riscoperto e salvato un grande patrimonio musicale che era di Vivaldi, niente meno che di Vivaldi. Se oggi abbiamo un grande patrimonio, appunto, abbiamo musica di Vivaldi, è anche grazie a questo grande compositore nativo di Ceneda, appunto, il nostro Alberto Gentili. Abbiamo case natali di personaggi importanti, abbiamo l'edificio della ex sinagoga che è stata trasferita a Gerusalemme, al Museo Israel di Gerusalemme nel 1965 perché non c'erano più ebrei a Vittorio Veneto, quindi rischiava, diciamo, l'incuria, ecco. Quindi è stata impacchettata e portata al nascente Museo Israel di Gerusalemme, dove era stato già concepito esattamente lo spazio
per ricollocare la sinagoga di Ceneda. Sinagoga peraltro bellissima, barocca, entrata in funzione nell'anno 1700, è proprio scritto in una delle iscrizioni che si trovano nella sinagoga stessa. Quindi un patrimonio importante, abbiamo anche il cimitero, ecco, quindi nell'organizzare queste visite guidate noi rendiamo edotte le persone di che cosa è stato il contributo proprio degli ebrei alla vita sociale, economica della città. Però dobbiamo anche dire che abbiamo avuto una bella dose di fortuna, perché abbiamo, come dice lei, conservato e siamo riusciti a conservare questa parola bellissima grazie a questo mondo che non è arrivata la guerra, perché se fosse arrivata la guerra perderemmo il patrimonio, l'identità, la nostra storia, perché cancella tutto. Con queste armi che abbiamo, adesso di ultima generazione, schiacciano un bottone e scompare l'intero paese, gli interi paesi, gli interi stati. E poi si deve ricominciare a ricostruire, ma si è persa la memoria. Si sono perse quelle parole, quegli scritti, quei monumenti, quelle statue che erano la storia. E se tu perdi la storia non puoi neppure raccontarla. Come fai a raccontarla? Ecco, io penso che qualcuno vuole proprio questo, cancellare la storia che non gli va bene. Brava. Quella è storia così. che a lui non piace, perciò io devo cancellare quello. È proprio così, è proprio così. Allora, prima nelle immagini avete visto una cosa che non tutti non conoscono, e che sono le pietre d'inciampo. Siamo riusciti come associazione, eccole qui, ad avere 2 pietre d'inciampo per 2 persone che non sono sopravvissute alla Shoah, native di Vittorio Veneto, intorno al 1870-80, ecco, sono 2 fratelli, Ettore ed Elvira Graziani, e quindi le collocheremo in un marciapiede dell'ex area del ghetto in marzo. Questa è una news nuova È allora? nuova perché non sapevo se mi sarebbero arrivate in tempo, perché sono volontari che le stanno facendo. Dico 2 cose brevemente su queste pietre d'inciampo. Sono nate da un'idea di Gunther Demnig, che è un artista austriaco, il quale ha pensato, dice, ma per ricordare io cosa posso fare? Lui le ha chiamate Stolperstein in tedesco, naturalmente, cioè le pietre d'inciampo. Allora io cammino e inciampo nella memoria. Questa è l'idea geniale di questo artista. Ne ha collocate 50.000 nel mondo, sto parlando in Europa soprattutto, quindi stiamo parlando di alcuni anni, perché poi chi ci lavora dietro sono tutti volontari, come noi, insomma, tutti volontari, quindi fanno quello che possono. Quindi sono tipo dei bolognini, 10x10, sopra vedete c'è una lastra di ottone dove è stato inciso il nome della vittima. Allora, Ettore Graziani è morto in un campo di concentramento a Bolzano, si chiama proprio Bolzano Campo, ma un mese prima della liberazione, quindi una sfortuna terribile, mentre le 2 sorelle, Elvira e l'altra era Adalgisa Graziani, appunto, sono state prelevate. Naturalmente ci sarà stata una delazione perché erano nascoste a Verona, prelevate nel maggio, portate entro un mese, sono arrivate ad Auschwitz e sono morte il giorno stesso dell'arrivo, sono state assassinate ad Auschwitz, queste 2 sorelle. Quindi almeno per quella che è nata a Vittorio Veneto, l'altra è nata a Modena, quindi ci penserà a Modena, perché l'idea è quella di ricordarle dove sono nate, dove hanno abitato, dove insomma ci deve essere un legame con la città, questo è lo spirito. Quindi noi l'abbiamo fatto per questi 2 fratelli nati a Vittorio Veneto, quindi chi passerà di là inciampa in questa memoria. Allora, Martina Varini, sai perché ti ho invitato? Proprio quando
Ieri se ne è parlato tantissimo, si sono viste queste pietre d'inciampo anche nella provincia di Treviso dove sono state messe e ho pensato quanto le fragilità inciampano sempre, tutti i giorni, per gli ostacoli che mettono a queste persone che avrebbero bisogno invece di superare l'inciampo, di andare avanti, di vivere una quotidianità normale. Anche questa è violenza, la violenza sui fragili che non possono difendersi e li abbiamo tutti i giorni, non è solo con le guerre che noi vediamo le fragilità scomparire, morire, l'invisibilità. Le abbiamo tutti i giorni, proprio con le fragilità, con i diversamente agili, con queste famiglie che non sanno a chi rivolgersi, come fare per dare dignità a queste persone. Prego Martina. Sì, è proprio vero. Io avendo appunto Leonardo che è un disabile al 100%, che non parla con tutti i problemi che ha, anche ultimamente siamo stati tanto in ospedale perché è sorta una nuova malattia, e purtroppo ogni giorno io mi devo imbattere praticamente nelle burocrazie, in tutte le cose che ci sono per ottenere qualcosa per mio figlio. Ora è diventato anche maggiorenne perché ha quasi 19 anni insomma adesso, e da quando è diventato maggiorenne è una lotta continua. Perché non riesco ad avere tanti ausili che dovrei avere, perché devono passare un tot di anni prima di poter cambiare la carrozzina, perché se gli è diventata piccola deve rimanere piccola finché non passa un certo periodo di tempo. Tante cose, adesso lui ha una malattia intestinale purtroppo che è sorta da 7-8 mesi e tutti, caro il mio bambino, è sempre il mio bambino lui, sì. Quindi ha dei problemi, deve mangiare senza lattosio, deve prendere degli integratori, tante cose che non può più mangiare, e quelle sono tutte a spese praticamente nostre, perché anche gli integratori non mi danno niente, insomma li devo tutti comprare e lui ne deve prendere un contenitore al giorno e quindi costano diversi soldi. Tante cose insomma che sì, non vanno e che dovrebbero essere Sai Martina, il tuo caso mi riallaccia il caso di Iole, questa mamma che anche lei come te ha questo adorato figlio Romano, ma Romano è un uomo grande, è un uomo che vegeta, eppure questa mamma è in sedia a rotelle, anche lei con gravi problemi, che tiene questo figlio a casa, che lei lo vuole tenere a casa, ma nella Costituzione e anche nelle regole che ci sono, gli ausili dovrebbero arrivare. Il Romano e mamma Iole, come mamma Martina, avrebbero diritto ad avere quello che per legge è previsto, ma è scritto, ma non viene fatto. E allora io mi ritrovo con queste mamme che tutti i giorni devono combattere un'altra pietra d'inciampo, che stanno diventando dei mattoni, non sempre sono superabili. Come fa questa mamma, anche lei in sedia a rotelle, ad accudire questo uomo che è anche grande? Eppure lei dice: io devo farcela, io devo stare vicina al mio Romano, oppure devo trovare una struttura che accolga mio figlio, ma che sia adatta a mio figlio. E non c'è. È là il problema, il grande inciampo, Presidente, lo dico anche a lei, che tutti i giorni qualcuno mi dice: tu non devi usare la parola guerra per queste situazioni. No, io la uso, è una guerra diversa, combattuta con armi diverse, ma queste mamme le battaglie per vincere la guerra non ce le hanno, non hanno le armi per combattere e sono veramente le più penalizzate. Sentiamo Claudio da Marano Vicentino, poi sentiamo anche la Presidente cosa ne pensa di queste guerre tutti i giorni che queste donne, soprattutto questa figura femminile, deve affrontare. Vai Claudio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Il fatto che i campi di sterminio li avevano in Germania ci mette nella condizione di dire che quelle cose le hanno fatto loro, i tedeschi, ma le abbiamo cominciate noi
Il nazismo in Germania è stato una metastasi di un tumore che era in Italia e che ha condotto alla distruzione tutta Europa. Non sono solo i 6 milioni di ebrei che sono morti, ma anche i 60 milioni di persone che sono morte a causa della seconda guerra mondiale, frutto del nazismo e del fascismo. I lager erano la realizzazione del fascismo. Questo era un discorso di Primo Levi. Buongiorno a tutti. Grazie, grazie. Il nostro Claudio Marano Vicentino, prego, Presidente della Colletta. Guardi, se non vinciamo questa battaglia che sta dicendo lei, se non arriviamo a curare, a supportare i nostri giovani, i nostri anziani, eccetera, abbiamo fallito. Questa è una cosa proprio che mi sento di dire. Abbiamo fallito come società, abbiamo fallito come persone, come umanità. Anche, ecco, perché la mamma di cui parlava merita tutta la nostra riconoscenza, questo senz'altro. Poi l'ascoltatore ha detto bene, sì, in effetti i campi di sterminio erano in Germania, in Polonia, Auschwitz era in Polonia, ecco. Però sono stati ideati da una macchina della morte che era proprio una macchina nazista, ecco. Noi abbiamo fatto qualcosa di più brutto con le leggi razziali, perché cosa abbiamo detto? Abbiamo parlato di razza ebraica. Ora, voglio dire, anche diciamo, il primo che passa per la strada sa che le razze non esistono, cioè c'è un'unica razza umana ed esistono poi gli adattamenti nei millenni, insomma, gli adattamenti alle specifiche situazioni nelle varie parti del mondo. Però si è voluto parlare di razza, per cui sono stati prelevati e portati nei campi di sterminio, non sono campi di concentramento, sono campi di sterminio, lì si moriva, signori, non è che si andava solo a lavorare, lì erano concepiti per trucidare gli ebrei, un'altra minoranza, zingari, eccetera, no? Ecco, per cui stavo dicendo delle leggi ebraiche, quindi leggi razziali, per cui si sono visti arrestare, sono stati portati tramite quei carri bestiame, che, insomma, se andate al museo della Shoah a Milano, quello che sta sotto la stazione centrale, trovate i carri con cui venivano portati ad Auschwitz. Dove è andata Liliana Segre, esatto, no? Per cui lì sono arrivati anche gente che magari da 2 generazioni non era neanche più ebrea. Capito? Perché magari erano convertiti al cristianesimo, aveva un nonno ebreo, un padre ebreo, convertiti al cristianesimo, ma di razza ebraica, cosa che appunto non ha una base scientifica. Tanto è vero che poi la parola razza è stata tolta, fortunatamente, anche se qualcuno poi continuano ogni tanto, ma li lasciamo nella loro solitudine. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire alla signora che adesso non mi ricordo il nome, quella del ragazzo. Ah, l'altra. Martina Varini. Che dovrebbero, io adesso mi sono addentrata proprio nel specifico di invalidità. Mio marito e anch'io adesso. È una giungla. Dovrebbe essere un ufficio dove ti visitano, ti danno l'invalidità e lo stesso ufficio dovrebbe procedere a darti quello che hai bisogno. Non farci andare in giro da un ufficio all'altro, chiedere. Io mi sembra di andare a chiedere la carità, perché non siamo ascoltati. Io sto attendendo l'aggravamento di mio marito dal mese di novembre e siamo a gennaio 25. Non so cosa aspettano. E sì, che non ce ne sono tanti.
e dopo danno l'invalidità a quello cieco e guida un autobus. Danno l'invalidità a un zoppo e dopo va a ballare in balera. Ma queste cose dovrebbe essere un ufficio appositamente per fare tutto quello che hai bisogno. Grazie, arrivederci e buona giornata. E per fortuna, grazie Nadia, che Nadia è una guerriera, nonostante anche questa è la malattia che purtroppo lei sta combattendo, anche una malattia importante, riesce a superare, va a vedere, va a informarsi, chiama Rete Veneta, chiama la Mirella, guarda che è così. Ecco, bisogna essere così, perché se molli fai il loro gioco. Ecco, non bisogna mollare, bisogna fare le battaglie, superare gli ostacoli, in qualsiasi posto sei, in qualsiasi condizione sei. Ma io devo essere supportato, perché io non sono in grado di difendermi da solo, e questo vale a 360 gradi, e chi mi difende deve avere veramente quella grinta per andare avanti, perché cercano di toglierti anche quella, perché ti umiliano. Ecco la parola umiliazione. Nadia dice: mi sembra di chiedere la carità, nonostante stia chiedendo quello che le aspetta di diritto. Prego Martina. Sì, no, ha perfettamente ragione. Quello che ci spetta di diritto, io sono appunto, mi reputo una mamma guerriera, perché io non mollo mai, perché quello che mio figlio deve avere con rispetto, educazione, perché io non sono mai una persona villana oppure che manca di rispetto, per carità, però quello che è di diritto di mio figlio deve assolutamente averlo. Quindi io ogni giorno combatto con le istituzioni, con quello che è, con gli ospedali, con le varie cose, e per ottenere quello che gli spetta. Tante volte non riesco ad averlo, quindi mollo un po' la presa, però sono sempre battagliera. Ma non è, Martina, che forse, e qua lo dico alla politica, alle segreterie di politico, perché è tutto politicizzato, non è che dobbiamo avere persone più competenti assolutamente, specialmente nei servizi sociali, in quelle situazioni delicate dove l'ascolto e la competenza è fondamentale. Io non posso entrare in un ufficio e tu non sai neanche di cosa parlo, perché non sei al corrente, non ti sei interessato, non guardi neppure il computer di quello che mi aspetta di diritto. Ad esempio questa tessera dell'INPS che dovrebbe arrivare a tutti quanti, perché ti dà l'opportunità di uscire di casa non più con un pacco di carte ma con un tesserino dove è scritto tutto, eppure nessuno lo sa. Ecco, anche questa non va bene, perché anche questo vuol dire che tu mi umili, che tu non capisci l'importanza di questa tesserina per me. Prego Martina. Sì, difatti io l'ho fatta a Leonardo pochi mesi fa, perché appunto tramite un conoscente che ha parlato con me mi ha detto: guarda che esiste, che io non sapevo che esisteva questa tessera praticamente che mi evita di portarmi tutte le carte sempre appresso, e quindi gliel'ho fatta tramite il computer e via dicendo, e mi è arrivata poco tempo fa, insomma è tutto a posto. Quello che dico io, che dicevi tu, anche il discorso della politica, che ci dovrebbe essere qualcuno che è in grado di supportare le famiglie appunto che hanno questi problemi con questi ragazzi o adulti con disabilità varie, importanti, meno importanti. Ci dovrebbe essere anche qualche, voglio dire, qualche familiare, genitore dentro a questa politica, in modo da far capire a questi politici cosa una famiglia ogni giorno deve avere e combattere per questi ragazzi, per fargli avere la dignità che meritano, perché sono ragazzi meravigliosi che ti insegnano tantissime cose, a essere rispettosi, a essere brave persone, te lo insegnano proprio loro. Quindi noi genitori dovremmo essere dentro noi in politica per spiegare appunto sulle disabilità, gli anziani, tutto quello che è, cosa succede ogni giorno con queste persone. Allora, cosa succede? Ogni giorno io vorrei leggere anche questi biglietti per mettere al corrente quelle persone che dicono che i ragazzi non sentono, sono insensibili, che non sanno neppure cosa vuol dire, ecco, la parola
rispetto, la parola umiliazione, la parola sensibilità. Questi ragazzi hanno scritto: quelle persone hanno sofferto e sono morte e noi le ricordiamo, ma non come fiori. I fiori appassiscono, ma come sassi. Sassi durano per sempre. Guardate che bello, buona giornata della memoria. Un'altra ragazza ha scritto: per me la giornata delle memorie è importante per ricordare tutte le persone che hanno sofferto, che hanno torturato e poi per cosa? Siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti. È un giorno che tutti noi dobbiamo ricordare, siamo tutti uguali e abbiamo tutti gli stessi diritti, anche se il razzismo non finirà mai. Ecco un'altra parola, Presidente, che esce, razzismo. Prego. Sì, senz'altro. Posso aggiungere qualcosa proprio soprattutto per i giovani? State lontani dai fondamentalismi religiosi e politici. E la saldatura fra fondamentalismo religioso e politico ci condurrà nel baratro proprio. Quindi state lontani, ragazzi, ragionate con la vostra testa, rispettate le diversità e soprattutto, ecco, speriamo che queste cose non si debbano più vedere nel mondo. Abbiamo istituito il giorno della memoria con legge dello Stato nel 2000 e devo dire che la Regione Veneto è stata la prima a istituire una legge, ha fatto una legge, il consigliere Villanova è stato, Alberto Villanova, so che spesso si vede anche in questi studi, ha istituito una legge proprio per le scuole nel Veneto, con l'obbligo di far conoscere la memoria. È vero che conoscere la memoria è fondamentale, è anche vero che l'Italia è contraria alla guerra, ma è il più grande fabbricatore di armi al mondo, tanto per ricordarlo, visto come funziona, perché qualcuno si dimentica di questo. Ma come si fa a fare il giorno della memoria quando queste guerre continuano, quando tutti i giorni tu vedi morti? Perché sì, cambiano gli strumenti, ma è sempre la morte poi che colpisce il civile, le popolazioni che non c'entrano niente, solo per un protagonismo e una visibilità sia politica che economica di qualcuno, che non si accontenta mai, che vuole sempre di più. Ecco, voglio allargarmi sempre di più, voglio essere padre padrone di tutto. Come vede lei questa guerra che non si riesce a capire quando veramente finirà? Queste guerre, come dice Papa Francesco, quando finiranno? Perché noi conosciamo quelle vicine, ma ce ne sono tantissime che non le sentiamo anche in questo momento, persone che muoiono. 50-60 ecco. Ce ne sono. Cosa in dice, atto. Presidente? 50-60 guerre sono in atto in questo momento nel mondo. Noi vediamo solo quello che ci fanno vedere, ma non c'è un reportage continuo di tutte le guerre, grandi, medie, piccole, eccetera, situazioni di violenza ovunque nel mondo. Allora, Spadolini diceva: insegna più la storia o l'esperienza? L'esperienza. Quindi chi ha vissuto non vuole più passare per la guerra, primo. Secondo, i latini dicevano si vis pacem para bellum, cioè se vuoi la pace prepara la guerra. Allora, attenzione, come lo leggiamo questa massima latina, molto bella peraltro? Esistono guerre di offesa, esistono guerre di difesa. Gli stati hanno il dovere di proteggere i propri cittadini, diverso è portare la guerra fuori del tuo Stato. Ecco, queste sono cose da tenere sempre presenti. Detto questo, speriamo veramente che almeno insomma, non dico in Europa, ma che stiamo vivendo qui in Europa, in Italia più che altro, e anche in Europa, ma insomma da 70 anni non abbiamo una guerra. Adesso abbiamo un riflesso di guerra in Ucraina, purtroppo è vicina a noi l'Ucraina, stava per entrare nel 2012, aveva iniziato a parlare con l'Europa per un avvicinamento e quindi per entrare pian piano nell'Europa. Dall'altra parte gli hanno chiuso
i finanziamenti in Russia, per cui praticamente l'Ucraina non ha avuto altra scelta che chiudere questo percorso che era stato iniziato. Quella guerra forse non l'avremmo vista. Presidente Della Coletta, devo correre perché ormai siamo proprio alla fine. Come vede lei questo presidente Donald Trump? Allora, luci e ombre, nel senso che Trump non è per la guerra, questo l'abbiamo capito, no? Dove c'erano guerre le ha chiuse. Adesso sta dicendo continuamente le guerre le chiudiamo. Sta dicendo i criminali immigrati clandestini li voglio fuori dal paese. E anche questa è un modo di proteggere la sicurezza interna. Poi se mi chiede un commento su alcune altre affermazioni, lì veramente dice direi... anche voglio la Groenlandia. Ecco appunto, queste affermazioni mi chiedo come escano da un leader di quella portata, insomma, perché è il Presidente degli Stati Uniti, senz'altro. Io come diciamo studiosa di storia sto sempre molto attenta a dare dei giudizi, se non su cose già avvenute. Ecco, quindi vediamo, però comunque ecco, luci e ombre, vediamo che cosa se farà. vuoi la Groenlandia dovrai fare guerra alla Groenlandia, perché la Presidente della Groenlandia ha detto non ci sto, esatto. Perciò vedremo chi vivrà, vedrà. Martina, come ci saluti? Veloce che siamo in chiusura. E niente, ti ringrazio tanto dell'invito, è sempre un piacere. Ecco, spero che tutte le persone che hanno figli disabili possano ottenere quello che è di diritto avere, insomma che combattano sempre. E ecco, saluto anche la tua ospite che fa una cosa molto, molto importante che mi piace molto, e mi piacerebbe anche visitare appunto a Vittorio Veneto, ha detto dove che ha... ti aspetta Martina. Ecco, spero di riuscire a venire, magari porto anche Leonardo in sedia a rotelle, che spero che possa entrare insomma per visitare. Ecco, ringrazio ancora anche tutti i telespettatori e tutta Rete Veneta, grazie infinite. Grazie a te cara Martina, un grande abbraccio a tutta la tua famiglia, alle tue figlie, a questo meraviglioso ragazzo che tu, il mio bambino, ecco, per le mamme sono sempre i loro bambini, come per Iole anche lei dice il mio ragazzo, il mio bambino, anche se è un uomo anche maturo ormai, però per le mamme sono sempre i loro figli. Con queste parole ringrazio anche Silvia Della Coletta, Presidente Associazione Vittorio Veneto Ebraica, che ha riflettuto e fa riflettere ecco, su quello che è il passato, il ricordo e anche queste giornate della memoria. Grazie, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. I vichinghi diffusero il baccalà in molte parti del mondo. Infatti, nel 1620 i padri pellegrini in fuga dall'Inghilterra sbarcarono con la Mayflower su di un promontorio del Nuovo Mondo che aveva un nome profetico, Cape Cod, cioè Capo Merluzzo. Ingredienti per 4 persone. Una confezione di polenta precotta, 600 grammi di baccalà bagnato, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 250 grammi di passata di pomodoro, un porro, prezzemolo fresco tritato, un pizzico di erba cipollina secca, alloro secco, timo secco, 2 cipollotti freschi affettati, mezzo bicchiere di vino bianco secco, sale. Tagliate il baccalà in grossi pezzi. In un tegame, possibilmente di coccio, mettete l'olio, la passata di pomodoro, il porro mondato e affettato, il prezzemolo tritato, l'erba cipollina,
l'alloro, il timo, i cipollotti affettati. Aggiungete il vino. Poca acqua e il baccalà. Mescolate e avviate la cottura a fuoco medio. Salate, ma fate attenzione all'aggiunta di sale, visto che il baccalà è già molto salato. Il pesce dovrebbe essere pronto quando il liquido di cottura si è ritirato. In caso contrario, aggiungete qualche cucchiaio di acqua tiepida. Nel frattempo, preparate la polenta precotta seguendo le istruzioni della confezione. Scodellate la polenta. Servite la polenta a fette con il pesce e la sua salsa. E buon appetito!